Buon pomeriggio a tutti. Siamo contenti di poter presentare questo nostro convegno, che è stato fortemente voluto da diverse associazioni, in particolare da Federvita, l'Unione Giuristi Cattolici, i Medici Cattolici, Lucidi, il Forum delle associazioni familiari, e è stato quindi voluto in linea con le precedenti iniziative che sono state proposte e sono state organizzate in relazione ai provvedimenti legislativi e giurisprudenziali sulle disposizioni anticipate di trattamento e sull'eutanasia e il suicidio assistito, che si sono svolte nel corso dell'ultimo anno. Innanzitutto noi abbiamo qui i presidenti dell'Associazione Medici Cattolici e dell'Associazione Imprenditori Cattolici, che vogliono portarci il loro saluto. Io vorrei dire che anche la Regione Liguria ha concesso il suo patrocinio, che non abbiamo potuto inserire nella nostra locandina in quanto è appena arrivato e l'assessore Viale me l'ha comunicato soltanto ieri. Abbiamo il Comune di Genova con il consigliere Federico Bertorello, che porterà i suoi saluti, e l'assessore Pippo Rossetti. Quindi io li invito a rivolgerci un indirizzo di saluto entrambi, e poi i presidenti delle due associazioni, oltre che poi l'avvocato Rocchi, che sarà il moderatore. Buongiorno a tutti. Porto i saluti del Consiglio regionale, non vorrei fare incidenti diplomatici, ma credo di poter portare anche i saluti della Giunta. Credo che avessero una riunione, se no sarebbe sicuramente venuto qualcuno, come sono venuto io, perché siamo tutti noi che amministriamo, che facciamo leggi, molto interessati anche a capire. E voglio essere solo un saluto, quindi voglio essere brevissimo, non per efficienza. Complimenti agli organizzatori, perché entrare in questi argomenti, che poi segnano anche scelte personali profonde, in una situazione complessiva in cui disinformazione, superficialità e manipolazione dominano, come dire, la scena della comunicazione, credo sia invece importante approfondire, fare degli esami attenti per consentire poi alle persone di esercitare, chi in ambito professionale, chi cittadino, anche dei propri diritti, o chiedere o contrastare proprie scelte. Credo sia fondamentale. Abbiamo bisogno di studio, abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di leggere. Uso tutti i verbi che, ahimè, non sempre sembrano essere proprio così presenti nella quotidianità di molti nostri cittadini. Quindi grazie e buon lavoro. Vi chiedo scusa, ma anche noi consiglieri oggi è una giornata intensa, quindi poi mi assenterò, ma vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Il dottor Federico Bertorello, consigliere. Grazie, anch'io vorrei essere molto breve, però da avvocato poi poche considerazioni sull'oggetto di questo interessante convegno vorrei esprimerle, visto che ne ho l'onore e l'onere. Io innanzitutto porto i saluti del sindaco di Genova, di Marco Bucci, che ieri mattina ha dovuto rinunciare per un problema di impegni che si sono accavallati a presenziare, ma lo avrebbe fatto, come dicevamo prima, in attesa di iniziare il convegno, con molto piacere. Mi ha chiesto di rappresentarlo per due ragioni. Una è che ho la delega agli affari legali in giunta e quindi, essendo un convegno organizzato anche dall'Associazione Giuristi Cattolici, la sua segreteria, così per un assioma, ha detto: è materia tua, te ne devi occupare. Però questo a me non basta, nel senso che quando mi è stato chiesto, visto la locandina, io ho aderito con molta convinzione invece, quindi anche soggettivamente, non solo in virtù della mia delega, ma anche in virtù di alcuni principi in cui io credo fortemente e secondo quelle che sono le mie convinzioni personali e religiose.
Il tema del convegno è molto attuale. Il 25 settembre, direi il 24-25 settembre, è uscita una sentenza della Corte Costituzionale su un tema che immagino sarà oggetto di trattazione e come diceva il consigliere Rossetti è giusto che ci si informi, che si legga e si provi a comprendere tematiche che sono molto molto complesse e che effettivamente coinvolgono non solo la medicina ma anche il diritto. L'etica del diritto, la bioetica. Però voglio dire una cosa in conclusione del portare questi miei saluti, che comunque noi la vogliamo leggere, ci sono dei principi che sono fondamentali e che vanno avanti da, non dico secoli, ma da millenni. Uno è la tutela della vita, la salvaguardia del bene supremo, che non può essere messa in discussione per quanto mi riguarda, e quindi con forte nettezza, avendo, ripeto, la fortuna di poter intervenire, io sono solito così essere chiaro e se intervengo in un convegno di questo tipo voglio dire in maniera netta e concreta che il bene della vita è un bene supremo che non può essere messo in discussione e che possiamo approfondire tutte le tematiche secondo sia il percorso scientifico, il percorso giuridico, ma c'è un'asticella che non si può travalicare. In questo caso l'asticella è quella, scusate se banalizzo con questa metafora dell'asticella, ma è quella della tutela e della salvaguardia di quel bene supremo che è la vita. Grazie. Grazie consigliere per le sue parole che ci sostengono in questo nostro percorso. Vorrei aggiungere soltanto alcune cose, e cioè che questo convegno è stato patrocinato dall'Arcidiocesi di Genova, anche se purtroppo non è stato possibile che l'intervento né di Sua Eminenza né di altri per la concomitanza di altri interventi. Vorrei, se mi consentite, soltanto leggere anche la lettera che il Presidente nazionale dell'Associazione Giuristi Cattolici ci ha mandato con un indirizzo di saluto, oltre che però io devo ringraziare l'Avvocato Bett che mi ha preceduto e quindi scusate, è soltanto un'espressione di affetto e di stima. Vi leggo la lettera del professor Damiano Nocilla, che è il neopresidente dell'Associazione dei Giuristi Cattolici, che tocca già alcuni punti importanti del convegno di oggi. Il professor Nocilla ci scrive: Gentile Presidente, desidero esprimere la più viva gratitudine dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani per la tempestiva iniziativa riguardante la recente decisione della Corte Costituzionale, della quale peraltro occorrerebbe attentamente studiare le motivazioni perché non è ancora stata depositata. Nel felicitarmi con lei per la vivacità con la quale l'Unione Giuristi di Genova affronta temi di particolare attualità e per le scelte effettuate, mi piace sottolineare l'autorevolezza dei relatori al convegno, ma anche la pluralità delle posizioni emerse in ambito cattolico, che hanno trovato espressione nelle prese di posizione di altri molti autorevoli membri dell'Unione, il che sta a testimoniare la libertà con la quale l'Unione discute di temi che interrogano profondamente la cultura cristiana. In ogni caso, sono particolarmente lieto che la riflessione dei giuristi si incentri sui limiti che la Corte Costituzionale ha posto sin dall'ordinanza 207 del 2018 e si spera porrà nella motivazione della futura sentenza, dall'attività del legislatore in materia. Un'attenta riflessione su tali limiti e una sottolineatura approfondita di ciò che tali limiti comportano. Faccio l'esempio della necessità che la Corte specifichi che il consenso del soggetto non debba essere preventivo ma contestuale all'intervento del medico, oppure al fatto che si parli non di obbligo del medico ma di facoltà del medico, consentirà di incidere sulla cultura giuridica che indubbiamente si verrà formando dopo la sentenza in questione. Con l'augurio di un più fervido di buon lavoro desidero inviare, gentile Presidente, a lei e ai relatori del convegno e a tutti i partecipanti i sentimenti della più viva cordialità. Ecco, quindi vediamo come già ci sono dei temi importantissimi che devono essere affrontati. Abbiamo qui il Presidente dell'Associazione dei Medici Cattolici e il Presidente dell'Unione Giuristi Cattolici, che anche loro ci hanno onorati della loro presenza e che prego di intervenire brevemente. Il Presidente dell'Associazione dei Medici Cattolici.
buonasera a tutti. In realtà l'onore è nostro, perché credo che sia bellissimo ritrovarsi in una sala, in un posto così bello, così prestigioso della nostra meravigliosa città, dove finalmente si vede la voglia delle realtà associative di lavorare insieme, di sinergizzare. E quindi congratulazioni intanto per la nuova nomina alla dottoressa Oliveri, per questo suo ruolo importante, che ha deciso di assumersi la responsabilità di tutta la nuova associazione, proseguendo un lavoro già fatto in maniera eccellente dall'amico avvocato Chico Bet, che ho il piacere di salutare oggi dopo tante battaglie, tanti piccoli incontri organizzati insieme a Giorgio Mosci come presidente degli imprenditori. Beh, voi oggi avete organizzato una cosa bellissima e importante per quello che riguarda la tematica, la problematica, il dramma della gestione del fine vita. Quindi io vi rilancio la palla sul boccino perché viene spontanea a questo punto in primavera o appena possibile organizzare un altro bel evento. Magari questa volta sarete voi i nostri ospiti graditissimi, ci onorerete voi della nostra presenza. Per quello che riguarda invece la tematica dell'inizio vita, perché sono alfa e omega, due cose assolutamente complementari, due discorsi che vanno paralleli e che in questo periodo riguardano un'attualità assoluta con tutte le normative che stanno venendo fuori, eccetera. Quindi l'inizio della vita dal suo concepimento fino a tutto il discorso della manipolazione genetica, ne parlavamo prima con i presidenti, eccetera. Sarebbe una cosa molto bella, a mio avviso, no? Certamente. Ok. Tematica sulla quale esiste ancora tanta disinformazione, ritorno al discorso della gestione del fine vita, a mio avviso, perché anche i media danno delle notizie che magari non sono notizie sbagliate, sono notizie date corrette, però vengono distribuite a un'utenza che spesso le assimila in modo non idoneo o non riesce a digerirle perché non ha la preparazione sufficiente per assimilare questi concetti e per a sua volta rielaborarli. Io conduco una vita da medico ospedaliero, lavorando agli ospedali Galliera di Genova, mi confronto quotidianamente con gli internisti, gli oncologi, i chirurghi, cioè coloro che veramente sono a contatto col problema della morte, e vedo la grossa difficoltà che gli stessi operatori sanitari, tecnici preparati hanno nell'affrontare, nel gestire e nel sviluppare questi argomenti, no? Se noi vediamo i media, per esempio, c'è la tendenza ad equiparare il caso della piccola povera Tafida, che tra pochi giorni, mi pare il 22, dovrebbe arrivare agli ospedali Gaslini di Genova, per proseguire la sua assistenza e le sue cure, e ritengo che sia una cosa bella e giusta e che sia un onore per il nostro Paese questo gesto, ma non si può equiparare il caso clinico di Tafida a quello dei tanti pazienti che affrontano la tematica del fine vita in modo silenzioso e drammatico nelle corsie delle nostre università e dei nostri ospedali quotidianamente, dove ci sono già medici che si occupano di cure palliative, che si occupano di malati terminali, i quali si trovano quotidianamente a dover accompagnare il fine vita, il percorso di questi pazienti. Quindi è importante che si faccia della normativa, ma la normativa non può generalizzare e non può mettere sullo stesso piano i singoli casi clinici, no? Perché ogni singolo caso clinico è diverso dall'altro e ha le sue peculiarità. Poi, non ultimo, il dramma nel dramma, quello rappresentato dall'ipotesi di un'attenzione ai costi, cioè quanto costa la sopravvivenza, quanto costa gestire la vita, portare avanti la vita di un malato terminale. E allora non vorrei che il problema si spostasse da un problema di manovra finanziaria rispetto a un problema che invece dovrebbe riguardare la priorità, la centralità dell'individuo nella sua singolarità e nella sua intierezza. Sarò breve e concludo perché non ho voglia di annoiarvi ulteriormente. Mi pare che da questi confronti e da questo intento legislativo però emergano anche delle notizie positive, in quanto che finalmente
non ho mai sentito tanta attenzione né da parte degli addetti, operatori sanitari, addetti ai lavori, né da parte della categoria legislativa a mettere in evidenza il fondamento, l'importanza di quella che è la relazione medico-paziente. Noi, facendo anche autocritica come categoria dei medici, dobbiamo riappropriarci di questo rapporto, di questo aspetto di umanità, e questo è proprio il goal e l'obiettivo della categoria di noi medici cattolici, che non facciamo carità corporale, non diamo da mangiare, da bere, non facciamo elemosina, ci proponiamo di formare le coscienze dei nostri operatori sanitari, i quali devono assolutamente sforzarsi, non è mai abbastanza lo sforzo che si compie, per recuperare questo dialogo tra medico e paziente, questo rapporto di fiducia, l'importanza del consenso, che deve essere un consenso informato, che sia da parte del paziente al proseguimento delle cure o alla sospensione delle cure, e anche in questo caso non facciamo confusione a sovrapporre i due termini. Eutanasia o suicidio assistito non sono la rinuncia alle cure, non sono l'accanimento terapeutico, non sono la rinuncia all'accanimento terapeutico. Vi ringrazio. Bene, grazie infinite, hai toccato già i punti salienti e soprattutto un argomento, una tematica che mi sta particolarmente a cuore, che è quella relativa effettivamente ai costi e alle possibili implicazioni dal punto di vista dell'economia sanitaria e dei finanziamenti che potrebbero essere del servizio sanitario, ma i nostri relatori tratteranno approfonditamente. Grazie. E accolgo con gioia, nell'ottica della collaborazione che c'è sempre stata tra le nostre associazioni quando c'era Chicco e che vorrei che continuasse, l'invito a collaborare con voi per la prossima attività. Grazie. Giorgio Mosci, Chicco, Giorgio Mosci e Chicco, prendete Chicobet, prendete nota, perché l'ha detto, quindi a questo punto iniziamo subito a lavorarci tutti quanti. È registrato anche. Assolutamente. Mi dimenticavo di portarvi i saluti ovviamente del nostro Presidente regionale, il Professor Sandro Ratto, che è qui con noi, e anche del nostro Presidente per il Nord, il Professor Balzaretti. Grazie. Sì, il Professor Ratto è qui, lo vediamo, eccolo. Bene. Giorgio, il Presidente dell'Unione Imprenditori Cattolici, dottor Giorgio Mosci. Grazie, buongiorno a tutti. Proprio 3 minuti, io ringrazio per l'invito e per la partecipazione a questo convegno, ci vede sempre uniti, è un argomento che forse non sembrerebbe nelle corde di UCID, ma noi come associazioni cristiane abbiamo tutti a cuore la dignità della persona umana, dal concepimento alla morte. Magari UCID è più focalizzato nel periodo lavorativo, quindi se noi andiamo a vedere quello che è il nostro strumento, il nostro manuale della dottrina sociale della Chiesa, andiamo a vedere 2 o 3 capitoli che parlano di vita economica e lavoro, ma però dobbiamo allargarlo anche pensando al welfare all'interno dell'azienda e delle imprese, e allargarlo in generale al rispetto della vita umana e ai capitoli che traggono della dignità delle vite umane. In particolar modo questi sono anche occasioni, almeno per quanto riguarda personalmente, di analizzare e studiare un po' cose che magari uno non affronta con attenzione. Allora è interessante andare a vedere come nella dottrina sociale della Chiesa si parla di libertà, che viene evocata nel voler decidere se sull'eutanasia, sulla libertà di ogni singolo individuo. La libertà viene evocata, ma viene anche evidenziato specificatamente che ci sono dei vincoli a questa libertà da parte della dottrina sociale della Chiesa. E quindi mi piace riportare, proprio leggervi un pezzo che a me ha interessato moltissimo, quando nel paragrafo che proprio si intitola Il vincolo della libertà con la verità e la legge naturale, dice che nell'esercizio della libertà l'uomo compie atti moralmente buoni, costruttivi della sua persona e della società, quando obbedisce alla verità. E poi dopo la verità, ci cade bene il male, è riconosciuta praticamente e concretamente dal giudizio della coscienza. La verità è quello che deve appassionare noi cristiani, la traiamo dal Vangelo, quindi noi dobbiamo appassionarci su questo più che su tante altre cose, perché da questo viene fuori la comunanza
anche di questo incontro. Per fare un cenno politico, e l'attenzione l'ho avuta in funzione di questo incontro, c'era una bella intervista dell'ex ministro Guidi, Antonio Guidi, il quale fa una nota secondo me interessante, e riprendo un po' quello che ha detto anche Pippo Rossetti o qualcuno di voi: considerare la fine della vita in termini di sondaggi o di consensi è la nostra vera malattia. La difesa della vita non è una parte delle scelte politiche, ideali o tecniche, la difesa della vita è strutturale al nostro essere viventi. E poi chiude anche, e me la sono segnata e ho piacere di trasmetterla: noi non dobbiamo guardare il corpo delle persone ma l'anima. L'anima della persona vuole vivere sempre. Grazie e buon lavoro. In questi ultimi anni, appunto dicevo, il percorso normativo e giurisprudenziale è andato velocissimo, nel senso che se partiamo dal caso Englaro, in cui non esisteva una disciplina compiuta in relazione al fine vita, con la legge 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento, intanto è stata introdotta la possibilità per il paziente di non soltanto rifiutare le cure e i trattamenti sanitari, ma anche di interrompere i trattamenti sanitari quando sono in corso, comprendendo per interventi sanitari la idratazione e la nutrizione che vengono somministrate al paziente, e questo è già un passo, non direi avanti, indietro secondo me, rispetto a questa posizione. Con l'ordinanza 207 del 2018 la Corte Costituzionale è andata ancora oltre, nel senso che è stato ritenuto possibile l'accelerazione della morte anche non nel caso di fine vita, anche quando il paziente non si trova in uno stato terminale, addirittura con la somministrazione di un farmaco atto a provocarne la morte. Quindi non sarebbe punibile il medico che accetta la decisione del paziente di abbandonare la vita e di somministrargli la morte. La Corte Costituzionale poi, con la sentenza di cui vedremo le motivazioni e quindi verranno valutate, però nel comunicato stampa ha espressamente dichiarato non punibile l'articolo 500, dichiarato che ai sensi dell'articolo 580 del Codice Penale non è punibile colui che agevola il proposito di suicidio di un paziente che sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, quindi o sofferenze fisiche o psicologiche, quindi ha corretto la prima versione, no? E che il paziente stesso reputa intollerabili, e quindi legittima addirittura le strutture pubbliche del sistema sanitario nazionale a somministrare il farmaco. Questo apre uno scenario apre tutto uno scenario, apre tutte le possibilità. Ci sono dei medici, quindi io non mi posso permettere di esprimere valutazioni, ma insomma mi sembra abbastanza chiaro già nel fatto stesso che si pongano entrambe le possibilità come alternative, cioè la sofferenza intollerabile fisica ma anche psicologica, e quindi chiunque, insomma, comunque non voglio, lascio poi ai relatori. Quindi la cosa su cui volevo soffermarmi brevissimamente è questa, no? Si dice che il paziente deve essere in grado di assumere scelte libere e consapevoli, e questo è il
perché il titolo si richiama al titolo del nostro convegno. Noi diciamo eutanasia e suicidio assistito, una scelta libera e incondizionata, sì, col punto interrogativo, perché è veramente libera e incondizionata la scelta del paziente che si trova in uno stato di grande sofferenza, di debolezza psicofisica, magari anche non solo in uno stato di solitudine o di situazione economica non brillante. È veramente libera questa scelta. Ecco, quindi in nome dei principi dell'autodeterminazione, della libertà di scelta, forse io ho questo si pongono delle riflessioni che poi verranno ulteriormente approfondite. Un'altra cosa, la Corte Costituzionale si fa riferimento all'articolo 32 della Costituzione, ma l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che le cure siano garantite a tutti in ogni momento della vita e che quindi vengano garantite cure gratuite anche ai malati terminali, per cui invece in questo modo l'articolo 32 della Costituzione parla di diritto alle cure, di diritto alla salute. Può essere banale dire ma non di diritto alla morte, ecco, sono soltanto proprio questi piccolissimi spunti sui quali poi rifletteranno i nostri relatori e che abbiamo condiviso anche col Movimento per la Vita, di cui l'Avvocato Rocchi, qui presente, è il Presidente. Buonasera, sono già le 4:05 e non abbiamo ancora sentito i due relatori per i quali tutti siamo qui, quindi io sarò veramente brevissimo. Quindi anticipo i saluti del Forum delle Famiglie, ritenendo che la collega Anna Panfili, che era stata a ciò delegata dal Presidente, con il quale ho parlato ieri peraltro, per ragioni di brevità, due parole però che non mi faranno esulare dal mio ruolo di moderatore, vi giuro che sarà veramente soltanto questo, le vorrei dire, tanto per spiegare perché siamo qui, perché noi rappresentiamo una cultura che in Italia è, udite udite, potrebbe non sembrare maggioritaria, in maniera enorme. Purtroppo non abbiamo i modi per esplicitare questa diffusione della nostra cultura, perché in questo momento le cose girano in modo diverso. Le cose prima o poi, io spero, gireranno anche in altro modo, perché dal sonno della ragione bisognerà uscire prima o poi, non si possono continuare a dire cose che spesso non stanno né in cielo né in terra, spesso non ci stanno, e quindi si ritornerà ad un comune sentire più adeguato alla ragione. Questo convegno prende le mosse, ha tratto spunto da un altro convegno ben più ampio che si è tenuto a Roma l'11 di settembre. È stato organizzato dal tavolo della famiglia e della vita presso la CEI, quindi la Conferenza Episcopale Italiana. Questo tavolo è formato da 6 associazioni, tra cui quella che io qui rappresento, Scienze Vita, il Forum delle Famiglie e altre 3, e aveva e ha avuto una pletora di una 70ina di associazioni cattoliche e non, ma che comunque condividevano nei fondamenti il pensiero dell'umanesimo cattolico, avendo a loro supporto l'aiuto di relatori di eccellenza, alcuni dei quali, almeno il professor Gambino e mi pare che ci fosse anche il professor Ronco, entrambi come esponenti di punta di questo movimento che esiste, che si è organizzato, e si è organizzato finalmente perché abbiamo avuto un input, c'è stato un input sommamente autorevole da parte della CEI, che era presente al convegno nella persona del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha rivolto parole inequivoche: la vita umana è sacra, non si tocca, è intangibile, punto. Poi ragioniamo sul resto, ma questo è un principio che deve ispirare qualunque legislatore.
E allora io mi domando, vi domando, ma soprattutto domando ai nostri due relatori alcune cose, 2, 3, che io qui semplicemente enuncio ma ce ne sono tante altre. Quali sono i compiti del legislatore? Sono soltanto compiti che riguardano la legislazione positiva in base ad un vieto concetto di diritto positivo per cui tutto ciò che è legge è buono e lecito? O il legislatore si deve piuttosto porre degli altri problemi in tema, per esempio, di educazione del popolo che gli è stato affidato come cure? Sappiamo tutti benissimo che la legge è educativa, ha una valenza di ispirazione e di convincimento che ciò che è rappresentato dalla legge è giusto, che può considerarsi, è sempre stato considerato da tutti i giuristi e non educativo e quindi formativo delle coscienze. Fino a che punto un legislatore non deve avere attenzione nel momento in cui mette mano ad una materia eticamente sensibile come sia le DAT, per esempio, pensiamo alle DAT, alla legge 219 del 2017 e pensiamo anche al pronunciamento recente di 2 settimane fa della Corte Costituzionale. Ecco, può permettersi il legislatore di legiferare su temi eticamente sensibili così come legifererebbe sul commercio delle sardine? Io credo di no. È tutto qui il problema, cioè quello di somministriamo la morte e aiutiamo questa persona a non soffrire più e quindi rispettiamo la sua libertà e la sua autodeterminazione, o non piuttosto bisogna chiedersi se è la società intera che si deve interrogare sul perché oggi c'è una richiesta che parrebbe, dicono dei sondaggi non meglio specificati, essere in aumento di morte anticipata. Non è piuttosto più umano e antropologicamente corretto proporsi da parte del legislatore di creare una società più a misura d'uomo, in modo tale che siano le relazioni umane che allontanino il desiderio del paziente, ancorché sofferente, dal proposito che una volta si diceva insano di togliersi la vita. Ecco, quando abbiamo elaborato il titolo di questo convegno, libertà condizionata, ecco, saremo tutti effettivamente liberi nel momento in cui qualora noi dovessimo operare una scelta e ci trovassimo in questa situazione. Quante situazioni si verificano, come la collega prima diceva, di debolezza, di particolare vulnerabilità in un momento di grande sofferenza. Tutte riflessioni che immagino trapeleranno dalle relazioni dei nostri due autorevolissimi relatori. Ho alla mia sinistra il professor Mauro Ronco, che è professore emerito di diritto penale all'Università di Padova, già professore all'Università di Torino, forse soprattutto all'Università di Torino dove ha iniziato, infatti, oltre che essere il presidente del Centro Studi Livatino. Il Centro Studi Livatino è un punto di riferimento per i cattolici in materia di bioetica. Io non ne prescindo mai quando devo parlare di cose che magari non mi competono, vado sempre a guardare quello che il Centro Studi Livatino scrive e dice, e quindi noi ne abbiamo qui il massimo esponente che è autorevole, oltre che dal punto di vista accademico anche sotto questo profilo. E il professor Alberto Gambino, che è prorettore all'Università di Roma, Università Europea di Roma, docente di diritto civile, oltre che docente di filosofia del diritto, come peraltro anche il professor Mauro Ronco, e presidente dell'Associazione Nazionale Scienze Vita. Quindi abbiamo due presidenti, oltre che autorevoli giuristi, in materie eticamente sensibili, e quindi non tardo nemmeno un secondo a dare loro la parola, iniziando da professor Gambino. Grazie davvero di questa opportunità di parlare assieme su un tema tanto impegnativo. Partiamo da questo titolo che è stato dato al nostro incontro.
eutanasia e suicidio assistito, una scelta libera e incondizionata col punto interrogativo, e poi soprattutto diritto costituzionale e leggi ordinarie. Eh sì, perché dietro questa espressione diritto costituzionale oggi in realtà si nasconde l'opinione, la lettura dei fenomeni sociali, l'interpretazione delle leggi ordinarie. In qualche modo la Carta Costituzionale, che quindi è il punto di riferimento del diritto costituzionale, nasce in un'epoca in cui i fenomeni di cui parliamo non risentivano di tutta una serie di elementi, a cominciare dall'incedere delle tecnologie, dall'allungamento della vita e, per altri versi, di una società che è andata cambiando anche in ordine ai propri valori di riferimento. E quindi la nostra Carta Costituzionale dava per scontato che quando nell'articolo 2 c'è scritto che la Repubblica riconosce diritti inviolabili della persona, implica che la persona è da intendersi in senso oggettivo, è la sua vita, un bene giuridico in sé, come ci ricordano i supremi magistrati di Cassazione, cioè una vicenda che non è contendibile, pena l'annientamento del diritto inviolabile della persona, e cioè la vita è il presupposto di tutti gli altri diritti. E invece, nel corso della lettura giurisprudenziale della Carta Costituzionale, sempre di più si è affacciata l'idea che la persona non solo fosse un ente, diciamo, supremo da cui derivano tutti gli altri diritti, ma fosse anche ciò che la persona stessa percepisce di sé. È un passaggio molto impegnativo della nostra giurisprudenza, perché si comincia ad affrontare il tema del bene vita in una dinamica soggettiva, e cioè la vita non è un bene supremo dell'ordinamento, ma lo è in funzione di quanto il titolare di quel bene lo senta tale. E quindi la nostra giurisprudenza di Cassazione ha via via cominciato a identificare nell'elemento della valutazione personale del proprio essere vita come un elemento da approfondire. Di qui i casi giurisprudenziali che contrassegnano, questi sì, poi le leggi ordinarie. Facciamo attenzione, i casi giurisprudenziali, come è noto ai giuristi presenti, non sempre rappresentano delle emergenze sociali. Cioè il caso giurisprudenziale, essendo strettamente legato a un caso singolo, potremmo dire a un caso solitario, è spesso una espressione un po' radicale di un fenomeno che non è detto che rappresenti i consociati pienamente, tanto più quando questi casi giurisprudenziali sono usati ad arte da movimenti fortemente connotati di un'ideologia molto chiara, che sostengono le spese di questi casi giudiziari, preparano le difese, hanno dei cenacoli giuridici antagonisti, potremmo dire, ai nostri, che cominciano a elaborare delle tesi che per lo più provengono da altri ordinamenti. E questo coacervo, che in fondo è cultura, incide enormemente poi anche su quelle decisioni, le quali decisioni, partendo da casi singoli, solitari, anche estremi, cominciano a tracciare un orizzonte dove appunto la vita diventa un bene contendibile. E nella vicenda della ragazza di Lecco, che non riusciva a esprimere il consenso perché era in uno stato di coscienza minimale, era biologicamente pienamente vita, ma non potendo esprimere quel suo consenso
alla prosecuzione dei trattamenti, nel caso specifico era un'idratazione attraverso un sondino nasogastrico, si è ricostruita quella volontà andando indietro nel tempo e soprattutto si è cominciato ad affrontare un tema delicatissimo di quale fosse la misura della dignità di queste vicende. E cioè, da un lato si è cercato di far trapelare che c'era una volontà a interrompere quel presidio che è stato ben ricordato, riguardava un elemento che veicolava dei liquidi nutrizionali, quindi potremmo dire un'assistenza umanitaria più che un trattamento medico. E dall'altro, soprattutto, è stato via via fatta passare l'idea che in effetti in queste vite fragilissime, dove la consistenza della relazione è ridotta al minimo, c'è implicitamente una rappresentazione di una vita che, andandosi a spegnere, merita a un certo punto anche un'accelerazione di questo spegnimento. Ecco, questa lettura, che ormai nei paesi europei, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, hanno segnato anche le leggi, sta cominciando ad affacciarsi anche negli ordinamenti, potremmo dire, latini, mediterranei, che viceversa dell'assistenza, della solidarietà hanno sempre fatto una stella polare. E quindi questo diritto costituzionale non è un diritto innocente, non è un diritto neutrale, ma è un diritto che risente pienamente della lettura che viene data ad espressioni costituzionali nate in un'altra epoca storica dagli interpreti che, applicando la legge, possono anche forzare quella lettura. E il caso Englaro ha rappresentato una forzatura e con molta onestà intellettuale l'ha rappresentato, perché se oggi applicassimo la legge, la numero 219 del 2017, la cosiddetta legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, l'esito sarebbe diverso, perché in questa legge c'è scritto che le dichiarazioni anticipate vanno fatte per iscritto e quindi vicende nelle quali queste dichiarazioni invece sono fondate su ricordi, testimonianze, stili di vita, presunzioni, oggi non avrebbero diritto di esistenza e quindi non consentirebbero al medico o all'operatore sanitario di interrompere un trattamento. È drammatico questo, perché significa che quella decisione giurisprudenziale è andata in una direzione diversa da come la forma organizzata di democrazia che si esprime in un Parlamento poi ha legiferato, e quindi c'è stata la morte di un essere umano in maniera difforme da quello che viceversa avrebbe potuto indicare l'organo che legifera, il Parlamento. E questa è una riflessione che non è cattolica o non cattolica, è una riflessione di onestà intellettuale, perché a legge vigente una persona che non avesse scritto il testamento biologico, neanche sui ricordi più intimi delle persone più vicine, potrebbe vedere interrotta la propria esistenza laddove non sia in grado di esprimere il consenso. Invece allora è stato così. E quindi questo diritto costituzionale non può essere interpretato come un diritto cangiante a seconda delle vicende giudiziarie, perché la legge ordinaria, come è noto, ha un rango inferiore alla Carta Costituzionale. E quindi se l'allora interpretazione costituzionale ha portato alla morte di una paziente e oggi una legge ordinaria di rango inferiore non avrebbe portato allo stesso esito, dovremmo dire che l'attuale legge del 2017 è incostituzionale. Ma nessuno si sogna di dire questo su quel punto. E questa è davvero una riflessione, potremmo dire, di logica giuridica, di teoria delle fonti, di argomentazione. Non è particolarmente complicata.
gli avvocati, i magistrati, gli operatori del diritto lo colgono questo salto. E un secondo passaggio di un altro caso particolarmente importante e invece riguarda quella vicenda del caso Welby, molti di voi la ricordano, dove lì invece c'era una consapevolezza piena. C'era un presidio sanitario in atto, in particolare un respiratore che era ritenuto particolarmente invasivo dal paziente e se ne chiedeva l'interruzione che avrebbe portato alla morte. Quel caso giudiziario è stato deciso nel senso che avrebbe integrato l'illecito dell'omicidio del consenziente, quindi l'articolo 579, non il 580 di cui ora parleremo, ma che tuttavia non poteva ritenersi punibile l'anestesista che aveva operato la sedazione, poi il distacco di quel respiratore e dunque la morte, perché questo era stato eseguito sulla scorta di un diritto del paziente costituzionalmente tutelato, e cioè la possibilità non solo di rifiutare sul nascere un trattamento sanitario che viene proposto, cosa su cui c'è condivisione piena. Ciascuno di noi si rende conto che se un paziente non vuole un'intromissione di un presidio sanitario, anche se moralmente possiamo non ritenerla una soluzione congeniale, tuttavia non è immaginabile un'esecuzione forzosa sul corpo di un paziente che non lo vuole. Lì c'era però un salto di qualità, perché il presidio sanitario era già in atto e quindi si trattava di staccare un presidio sanitario. E questo coinvolge necessariamente un altro soggetto, perché mentre quando viene fatta una proposta e uno dice no, il coinvolgimento è nella proposta ma non nell'interruzione che porterebbe in questo caso alla morte, nel caso di una rinunzia successiva a un presidio in atto, questo coinvolge un altro soggetto che è compartecipe. Di qui l'incriminazione di quell'anestesista secondo l'articolo 579 del Codice Penale. E anche qui la legge, sempre la legge del 2017, la numero 219, risolve il tema, perché dice: rifiuto e rinunzia vanno letti come un'unica fattispecie, e cioè nel momento in cui uno non vuole questa intromissione, anche il diritto a chiedere l'interruzione laddove l'intromissione ci sia già stata. Questo è un tema da un punto di vista bioeticistico molto interessante, perché in effetti fa anche comprendere che non lasciare questo spazio di rinunzia successiva potrebbe comportare anche da parte del paziente un rifiuto immediato di presidi che potrebbero magari risultare gravosi, e nel dubbio che poi possano essere interrotti il paziente preferisca a quel punto non curarsi, quando noi sappiamo che per gran parte degli interventi sanitari questi sono presidi temporanei, dove invece statisticamente si ritorna poi col tempo nelle piene dimensioni di funzionalità. E quindi questo è un tema che ha appassionato i bioeticisti. E certo c'è poi il tema del coinvolgimento del soggetto terzo che deve comunque interrompere quel presidio, che è un tema gravoso, tant'è che qui può giocare senz'altro anche il tema dell'obiezione di coscienza. E la legge, infatti, 219 del 2017, nel consentire a questo punto, con questa parificazione delle due vicende, del rifiuto e della rinunzia, fa intendere, e lo dice espressamente, che il medico a quel punto deve eseguire questa richiesta, e molti di noi a quel punto avevano chiesto l'introduzione dell'obiezione di coscienza, perché si ritiene che ci sia una libertà del medico di dire non lo chiedere a me perché io ritengo che questa situazione non corrisponda alla coscienza, alla perizia del medico, perché quella richiesta è molto, potremmo dire anche arbitraria, è difficile indagare il motivo. Nel caso Welby certo era una vicenda eclatante, di grande sofferenza, ma ce ne sono tante altre che il medico non si può fare un investigatore delle motivazioni per cui chiedono a richiedere quell'interruzione, quindi il medico può dire io ritengo che qui invece questo presidio vada tenuto
anche perché invece potrebbero esserci dei miglioramenti. Invece la legge del 2017, la 219, obbliga il medico, non è una facoltà, è un obbligo. E cosa fa a questo punto la Corte Costituzionale in quest'ultima sentenza? Porta alle estreme conseguenze questa possibilità di chiedere l'interruzione di un presidio in atto, e cioè un ragionamento, potremmo dire, spietato nella sua logicità. Nel momento in cui il paziente chiede la rinunzia di un presidio in atto, finanche l'alimentazione e l'idratazione, e questo certo che comporta atroci sofferenze. Chi è stato vicino alla povera Eluana Englaro gli ultimi istanti racconta di una vicenda da non raccontare, per quanto è stata difficile quella esecuzione della sentenza. E quindi davanti a una vicenda dove c'è un logorio, uno spegnimento che poi arriva fino alla terapia del dolore, la palliazione, la sedazione, sulla scorta del caso di Fabiano Antoniani, questo disc jockey che girava il mondo e che si è ritrovato su una carrozzella dopo un incidente automobilistico, e lui riteneva che non fosse dignitoso morire in questo modo. Non fosse dignitoso morire, aveva lui un sondino che lo alimentava, era tetraplegico, quindi non era in fin di vita, era in una condizione di vita che sarebbe andata avanti anche per qualche decennio. E quindi l'unico modo per interrompere quell'esistenza, che lui la riteneva l'esistenza stessa insopportabile, era chiedere dapprima l'interruzione dell'alimentazione e idratazione, e poi a quel punto il servizio sanitario lo avrebbe accudito con quelle forme di terapia del dolore, palliazione e sedazione. Ecco, questo Fabiano Antoniani sosteneva che non era dignitoso. Era più dignitoso morire subito. E si reca in Svizzera, accompagnato di nuovo da un esponente del Partito Radicale, che molto probabilmente, lasciamo il condizionale, non siamo sicuri, aveva anche approntato, non so se le spese, ma comunque l'istradamento verso questa procedura, e questo soggetto che lo ha accompagnato viene incriminato per aiuto al suicidio, articolo 580, e viene incriminato in un modo molto particolare. Conosciamo che ci sono persone che vanno in Svizzera, e sono anche tante, e sono anche accompagnate. Non abbiamo casi giudiziari di fattispecie dell'articolo 580 per cui sono state incriminate le persone che accompagnavano in macchina qualche paziente. In questo caso si è autodenunciato il soggetto che le accompagnava, con un obiettivo di sollevare la questione a livello di opinione pubblica. E mi si passi l'espressione, i giudici ci sono cascati con tutti e due i piedi dentro questa vicenda. Sentiremo il professor Ronco, ma è probabile che potevano anche trovare una soluzione del tipo: ma qui era talmente convinta la persona che poi questo aiuto è molto tenue, perché l'aiuto al suicidio è un momento importante, non è una determinazione forte già presa. E quindi si poteva chiudere così, tant'è vero che non ci sono casi, è solo l'autodenuncia che lo ha aperto, altrimenti ce ne sarebbero stati tanti altri. E invece hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, e a questo punto la Corte Costituzionale ha sposato la tesi di Fabiano Antoniani e ci ha detto: beh, poiché nella legge del 2017 già si prevedeva che si potesse interrompere un presidio sanitario con la conseguenza di questo logorio, di questa vita, soprattutto quando era alimentazione e idratazione che veniva interrotta, e quindi uno modo di spegnersi particolarmente duro, diciamo così, insostenibile, beh, io Corte Costituzionale, giudice delle leggi, vi dico che questo non è conforme alla Carta Costituzionale.
Se il Parlamento ha fatto quella scelta di consentire l'interruzione dell'idratazione e l'alimentazione, lasciando poi il paziente con una morte molto dura, è preferibile, fatta quella scelta da parte del legislatore, che a questo punto si interrompa subito quell'esistenza, appunto attraverso la somministrazione di un farmaco che accelera il decorso, anzi interrompe immediatamente il decorso. Questo passaggio è un passaggio molto delicato perché in effetti è un passaggio che fa riflettere come alcune leggi, come la legge del 2017, quando prendono una strada, per quanto si possa dire che è un compromesso, una mediazione, un momento in cui in fondo non c'erano altre possibilità di trovare un voto equilibrato in Parlamento, se prendono una china che effettivamente sposa un principio che porta a una sorta di autodistruzione, è inevitabile che poi l'intelligenza giuridica porti a delle conseguenze in coerenza. E qui dovrebbe far riflettere anche tanti nostri mondi che invece avevano detto no, ma quella non è una legge eutanasica, non è una legge che apre al suicidio, non è una... ce lo dice ormai la Corte Costituzionale, che la legge 219 del 2017 è il motivo per cui la Corte oggi dice meglio l'iniezione letale che il logorio di una morte lenta e dolorosa levando l'acqua e l'alimentazione. E tante persone qui intorno potrebbero dire beh, in effetti. Il salto di qualità però della decisione della Corte, e il salto di qualità c'è perché per chi assiste un paziente un conto è rispettare questa volontà estrema e in qualche modo, presa quella decisione, accudirlo, lenire il dolore, potremmo dire non tradire pienamente il proprio ruolo di medico curante. Un conto invece che venga somministrato un farmaco letale. Cioè qui c'è un salto di qualità che effettivamente mina nelle fondamenta il ruolo sociale del medico. Qui sono presenti avvocati, colleghi, è come se un avvocato, io sono civilista, ho pensato ancor più a un penalista, uscisse fuori una legge dello Stato in cui bisogna fare una disclosure e raccontare a controparte quali sono le proprie strategie difensive e offrirgli una serie di documenti che viceversa sono a favore del proprio assistito e che invece devono essere già messi a disposizione sul nascere della controparte. E noi diremo, ma questo è contrario alla nostra deontologia, ma non contraria a una norma qualsiasi della deontologia, ma al cuore della professione forense, che difenderà un essere umano anche se è il più grande delinquente della terra, perché ha quel diritto di essere difeso, perché poi noi sappiamo che c'è una verità processuale, una verità storica, una verità naturale, è il nostro munus, e questo è il nostro compito. Pensate a un medico, ancor più, dove non si tratta della difesa delicata di un imputato, ma della vita del suo assistito, al quale gli viene richiesto di somministrargli un veleno. E questo è il tradimento di una professione. In quale condizione si trova un paziente che ha davanti un medico che ha queste due sfaccettature, che è portato a curare, a somministrare terapie, a lenire il dolore, ma che è portato anche a somministrare veleni? Qual è l'impatto individuale verso questo soggetto? C'è una diffidenza naturale, anche perché uno poi il confine tra quando non c'è più niente da fare e quando c'è ancora qualcosa da fare è molto sfumato se si sa che c'è la possibilità in atto a questo punto di prendere la strada più breve. Altro salto di qualità che emerge dalla sentenza della Corte e che in effetti è il tema sul quale dobbiamo impegnarci nei prossimi mesi: l'impatto culturale sul nostro sistema sanitario. Perché qui sentiremo il professor Ronco, il suicidio assistito è una vicenda estrema, l'aiuto al suicidio è una vicenda ulteriormente estrema e potremmo dire
con un gran quantitativo di solitudine. Tant'è vero che è un reato, perché si parte dall'idea che quella persona stia facendo qualcosa che in fondo non vuole fare, e quindi si aiuta invece ad impedire. Sono casi singoli, estremi. La sentenza della Corte, essendo una sentenza della Corte Costituzionale, rende un caso singolo estremo come se fosse una norma generale, un principio applicabile a tutti i casi che si trovano in quelle condizioni. E questo passaggio è un passaggio culturale enorme, perché significa che mentre i tribunali, le corti d'appello, finanche la Cassazione giudicano su casi singoli e poi arriva un altro giudice che magari prende un orientamento diverso, perché quel caso è diverso o perché ha cambiato anche idea. Questo è il nostro sistema giudiziario. Gli avvocati sanno che tante volte è difficile calcolare se si vince o si perde, proprio perché c'è questo sistema molto diverso da quello di common law, che invece il precedente è vincolante. Ecco, pensate che in questo caso invece il giudice che ha deciso che la Corte Costituzionale non ha fatto una sentenza come quella di un giudice, ma ha fatto una sentenza che ha una forza legislativa, come se l'avesse fatta il Parlamento. Quindi gli stessi giudici, quando uscirà una sentenza e la leggeremo e magari traccia un principio, i giudici non possono andare contro quel principio, che sono i 4 requisiti che sono state indicate dalla nostra Presidenza. E quindi l'impatto a questo punto diventa un modello che non incide solo sul caso singolo, ma incide sulla lettura che tutti noi diamo a quelle vicende di forte fragilità e sofferenza. Perché c'è un non detto nella sentenza, che questi casi, poiché sono gli unici che possono chiedere di morire, e Ronco ci dirà che questa già è una discriminazione, poiché possono chiedere di morire, sono vite che tutto sommato può essere anche un bene che chiedano di morire. Perché se non fosse così l'ordinamento avrebbe dovuto dire giammai possono chiedere di morire queste vite, se le vuole mettere alla pari degli altri. E quindi in modo subdolo entra nelle corsie di ospedale l'idea che davanti a certe patologie, con la possibilità di mettere una crocetta in più sul consenso informato, perché poi la burocrazia arriva a questi momenti anche un po' cinici, che c'è scritto se ti trovi in quelle condizioni puoi a questo punto operare da solo, perché deve essere un suicidio, ma questa è una grande ipocrisia, perché è evidente che anche la vicenda svizzera stringi con le mandibole un pulsante, ma chi è che ha messo in piedi tutto quel sistema col tubicino che inietta il veleno? Mica l'ha fatto il paziente da solo, quindi qui poi abbiamo un maestro del diritto penale, ma insomma voglia dire che quello è un suicidio. Lì c'è una compartecipazione piena. Non sto parlando di chi lo ha accompagnato in Svizzera, sto parlando della struttura che mette in piedi tutta quella pratica e quei protocolli sanitari o pseudosanitari che portano alla morte. E allora, trapelando, facendo emergere questa lettura sociale di quelle vicende di fragilità, qui c'è un tema che coinvolge tutta la collettività italiana, senza colori politici, senza ideologie, che riguarda le persone più fragili, cioè riguarda proprio quelle persone che in un sistema sanitario che per certi versi ci è anche invidiato dal resto del mondo, ma che è innegabile che ha dei problemi di efficienza in tante zone italiane, per un problema, è stato detto, anche di costi sanitari. A un certo punto sarà abbastanza naturale investire più da una parte e investire meno da un'altra. E quindi questa prassi che partiva da un caso singolo estremo, sì, strumentalizzato da esponenti del mondo radicale, diventa l'archetipo di un nuovo paradigma che vale per tutti. Ma lo devi volere, devi esprimere la tua volontà. Ma la volontà fragile di un paziente è una volontà che già di per sé è condizionata. Ma quanti di noi quando stanno male e soffrono magari dicono ma fermiamo, facciamo, poi il giorno dopo è passato. Il
Il tema è particolarmente delicato e soprattutto, nella chiusura, c'è un tema legislativo importante. Noi qualche anno fa, noi nel senso come Stato italiano, abbiamo emanato una norma sulle cure palliative che costa tanti soldi e tante persone che hanno avuto familiari in quelle condizioni sanno che questa legge non è attuata fino in fondo. Le risorse ancora non ci sono piene e questo lenimento del dolore, che è una bellissima legge quella, poi in concreto è complicata applicarla perché mancano le risorse. In alcuni casi ci sono momenti di eccellenza, ma in tanti casi non ci sono, basta parlare tra di noi. E allora cosa succede nel momento in cui si apre un'altra opzione legislativa su quegli investimenti che in parte sono mancati? È facile prevedere che a questo punto gli investimenti continuino a mancare, anzi forse per certi versi gli investimenti a questo punto si riducono ulteriormente perché essendoci l'altra strada che costa oggettivamente di meno, perché quella vita non deve essere, è una degenza brevissima, nell'altro caso no. E qui c'è un tema culturale enorme. Dovremmo chiedere, giuristi, politici, persone che vogliono impegnarsi civilmente, immediatamente una legge sul potenziamento delle cure palliative, perché nessuno vuole il dolore, nessuno vuole la sofferenza, nessuno vuole vedere un paziente soffrire, tanto più se è un familiare. E lo strumento è fare in modo che si annienti il dolore, non il paziente. E per annientarlo bisogna investire tanto. Ma se invece passa l'idea che a questo punto c'è quest'altra strada, ma chi investe più nelle cure palliative? E allora facciamo questa proposta, i giuristi cattolici che sono maestri, il Centro Studi Livatino, una proposta che voglio vedere un parlamentare sui 1000 che abbiamo che prova a dire no, non sono d'accordo. No, non può dirlo, perché allora direbbe avevate ragione, sotto sotto noi volevamo spostare i soldi per chiedere la morte su richiesta. E quindi è difficile che si trovi qualcuno contrario invece ad implementare e a rafforzare l'economia, i soldi, il bilancio dello Stato sulla richiesta di un potenziamento delle cure palliative che portano a vivere quei momenti finali di una vita in un'ottica comunque relazionale, difficile, dura, ma chi li ha vissuti lasciano un segno in qualche modo di maggiore serenità che non invece un'interruzione brusca dove poi certo che rimane lo scrupolo di dire quella vita è stata accelerata verso, e quindi è più congeniale agli esseri umani, alle relazioni che abbiamo. Questo è un passaggio importante, perché quel principio, perché non si affermi il principio della Corte Costituzionale, occorre che ci sia una controndata culturale che fa emergere l'antidoto a quelle richieste eutanasiche, che è appunto la richiesta invece di eliminare il dolore nelle corsie d'ospedale. Difficile, forse impossibile, ma comunque su cui si può fare ancora tantissimo, ancora tantissimo. Non vorrei davvero che l'Italia, dopo il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, diventasse il quarto paese, dove da un tema solitario di suicidio assistito, nel momento in cui la Corte ci dice che quel suicidio sarà medicalmente assistito, si trasforma in eutanasia, perché la differenza è tutta in quel medicalmente, ma la Corte già l'ha scritto che sarà medicalmente assistito. E guardate che la differenza tra un suicidio assistito è che nell'assistenza è fatta dal servizio sanitario e quella diventa eutanasia. Se l'assistenza invece a un momento solitario estremo rientra in quella fattispecie penalistica che viene scriminata in alcuni casi, siamo fuori dal sistema sanitario. Quindi poi ci sarà anche da valutare bene cosa ha scritto la sentenza e come attuarla. E soprattutto però ci sarà da fare una battaglia importante di evitare che siano coinvolti i medici e il sistema sanitario nazionale, perché quello sì diventerebbe modello culturale sostanzialmente irreversibile. Quindi abbiamo ancora tanti mesi davanti e tanti anni davanti e convegni come questi
devono risvegliarci anche in un impegno, in una partecipazione da giuristi, in modo intelligente, sulle prospettive della salvaguardia della vita di tutti e soprattutto delle persone più fragili. Vi ringrazio. Grazie al professor Gambino, ci ha fornito una lucidissima ed organica esposizione su quello che è lo stato dell'arte in questo momento in questa materia. A me piace soltanto rilanciare un aspetto, uno dei tanti aspetti che ha toccato, l'obiezione di coscienza, della quale in questo momento non si parla, ma quando ci sarà un intervento del legislatore in questa materia così delicata, potrà e dovrà essere contemplata, anche riprendendo in considerazione la legge 219 del 2017, dove l'obiezione di coscienza non è contemplata, ma che deve essere vista in profonda correlazione con questa sentenza e con la legge che molto verosimilmente verrà emessa. Bene. Non rubo il tuo tempo invece all'intervento del professor Mauro Ronco, che ho alla mia sinistra, al quale cedo la parola. Grazie Presidente. Voglio ringraziare in particolare la Presidente dell'Associazione dei Giuristi Cattolici di Genova, dell'Unione dei Giuristi Cattolici di Genova, per l'invito. Desidero ringraziare anche il professor Gambino, perché devo dire che il suo intervento è stato magistrale dal punto di vista giuridico e ha messo in luce il salto di qualità rispetto a ciò che finora era praticato ed era anche statuito, in particolare dalla stessa legge 219 del 2017. Lo ha messo in luce con particolare perspicuità e i giuristi dovrebbero un poco approfondire questi problemi abbandonando determinati stilemi che sono propri dei giuristi e dei magistrati, per esempio lo stilema della non discriminazione. Per esempio, come diceva Gambino, un argomento dell'ordinanza della Corte era proprio questo, diceva come la legge consente che la persona rinunci, revochi determinati presidi, per esempio quello dell'alimentazione o dell'idratazione, direi completando così anticipatamente la propria vita attraverso sofferenze. Allora il comportamento invece di chi non può farlo direttamente perché è impedito fisicamente, questo soggetto è discriminato ingiustamente e quindi viene violato il principio dell'uguaglianza. Qui dobbiamo consentire a questa persona di ottenere quello stesso risultato più rapidamente e dunque occorre che ci sia un intervento da parte di un terzo soggetto il quale tolga la vita più rapidamente. È un profilo della non discriminazione, anche in questa sentenza ci sarà qualche considerazione di questo genere, già nell'ordinanza era messo in luce questo aspetto, così come un altro aspetto giuridico, ma poi riprenderò l'argomento più in generale. Un altro argomento giuridico è il profondissimo errore relativo all'interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione. L'articolo 32 della Costituzione proclama il diritto alla salute. L'ultimo comma del 32 proclama un principio altrettanto importante, cioè quello che ciascuno non può essere violato nella sua corporeità e quindi determinati interventi anche ridondanti a suo beneficio non possono essere fatti contro la sua volontà. Ecco, questo è un aspetto, questa norma, vogliamo ricordarla nella sua origine storica, fu introdotta nella Costituzione da un intervento dei cattolici, in particolare degli onorevoli Moro e Leone. E ricordo perché si voleva obiettare, si voleva contraddire la pratica eutanasica e eugenetica del nazionalsocialismo e anche degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la parte eugenetica. E si voleva dire no, se la legge dello Stato proclama che determinati soggetti debbono essere
privati della facoltà generativa, perché sono soggetti tarati, soggetti unfit, eccetera, eccetera. Va bene, Moro e Leone dissero no, un intervento di questo genere non può essere compiuto, perché viola la fondamentale dignità della persona umana. Difatti la prima stesura si riferiva espressamente alla dignità. Ora, l'interpretazione che fa la Corte, alla sequela di molti giuristi, purtroppo penalisti, ma anche civilisti, è che l'articolo 32 nell'ultimo comma proclami il diritto alla morte. E quindi il diritto alla morte, e quindi il diritto a che cosa implicitamente? Prima ancora, il diritto alla malattia, il diritto a ammalarsi, il diritto a vivere in modo contrario alle esigenze fondamentali della salute. Questo è il principio. Il diritto alla morte invece non esiste. La Corte in un altro punto nell'ordinanza dice ma non esiste il diritto alla morte, però poi attraverso quell'interpretazione dell'articolo 32 accoglie perfettamente il concetto del diritto alla morte secondo una linea giurisprudenziale che è particolarmente pregnante di interventi e di osservazioni, eccetera. Quindi i giuristi dovrebbero essere molto più attenti, i giuristi cattolici soprattutto, ma tutti i giuristi dovrebbero essere molto più attenti agli inganni, alle seduzioni che vengono proposte attraverso l'applicazione del diritto in qualche modo creativo. Ma detto questo, in via generale volevo non trascurare un rilievo. Ieri sera, ancora più generale se mi consentite, ieri sera venivo da Roma e ho finito la lettura di un volume bellissimo, il terzo volume che il Cardinale Sarà ha fatto pubblicare e ha pubblicato. E in un passaggio molto importante, a risposta alla domanda dell'intervistatore che gli domandava ma qual è la vera radice della crisi dell'Occidente, e rispondeva questo: la incertezza sulla verità, la vergogna per la proclamazione della verità. E questo mi pare che sia un rilievo di fondamentale importanza. Cioè, nel nostro stesso ambiente, nelle persone che incontriamo, ecco le statistiche, ecco i risultati demoscopici che talora dicono sono a favore dell'eutanasia il 70% degli italiani, ecco, c'è ormai un timore diffuso di proclamarsi sostenitori del diritto alla vita, financo in ambiente cattolico. Perché? Perché è una verità scomoda, è una verità che rispetto a quella attitudine all'apprezzamento esclusivo della qualità della vita, da un punto di vista materiale, da un punto di vista edonistico, e ci trova difficile rispondere. No, diceva, no, ma anche se la vita non dà soddisfazioni di carattere materiale o provoca dolori, anche in questo caso vale la pena viverla. E vale la pena solidarizzare con coloro che la stanno vivendo, perché anche quella è una vita importante, anche quella è una vita che è piena di valore. Ora, questo è il retropensiero. Abbandonare questa realtà, cioè abbandonare questa verità, significa anche in qualche modo corrispondere alle attese del mondo, e mi riferisco al mondo in senso evangelico, in particolare nel senso di San Giovanni. È il mondo che aggredisce l'uomo, aggredisce la Chiesa, ma aggredisce la società, aggredisce l'uomo. E allora è una paura di dire la verità. E anche nel nostro territorio, nel nostro campo, c'è paura di dire la verità. Io, dopo la sentenza che pone molti problemi, sentenza di cui non conosciamo ancora la motivazione, quindi ne parliamo un po' affrettatamente, però il convegno era stato già organizzato da prima e quindi ha fatto molto bene la nostra Presidente a svilupparlo ugualmente. Ma la sentenza non la conosciamo. Ora, quella sentenza è una sentenza che è stata programmata da lontano. In qualche modo il professor Gambino già ha fatto un cenno. Pensate, il caso Englaro fu deciso dalla Corte di Cassazione, che proclamò il diritto, per così dire, alla morte, laddove ci fosse una possibilità di ricostruire, sia pure ex post, la volontà di essere uccisi in certe condizioni da parte del paziente. Ora, il giudice relatore di questa sentenza
era un giudice della Corte di Cassazione, sezione civile prima, che è anche nella Corte Costituzionale, adesso è un giudice costituzionale, è uno dei giudici che hanno deciso questo caso. Quindi la linea che vi ha esposto prima il professor Gambino a proposito della sequenzialità degli interventi si ritrova anche nei magistrati che hanno deciso questi casi. E dunque vi è cosa che viene da lontano, da molto lontano, ve lo ha esposto il professor Gambino molto bene con riferimento a tutto il caso che adesso non vorrei ripercorrere, non posso ripercorrere. E dunque quella sfrontatezza con cui Cappato si è autodenunciato dovrebbe in qualche modo essere, per noi che la pensiamo in modo diverso e che vogliamo la tutela della vita, dovrebbe essere anche per noi un motivo di assumere con maggiore coraggio le nostre responsabilità nella vita civile. E in definitiva ormai stiamo per essere colpevolizzati. Per esempio un autorevolissimo esponente del mondo cattolico sul 24 Ore dell'altro giorno ha detto che coloro che la pensano come il sottoscritto sarebbero degli integralisti, approvando la decisione della Corte. È un autorevole esponente del mondo cattolico. Per esempio, io sabato scorso ho partecipato ad un incontro su questo tema in una città importante del Piemonte e avevo con me due importantissimi esponenti, un professore bravissimo, non ne faccio il nome perché implicitamente lo critico ed esplicitamente lo critico, e poi un teologo morale e un filosofo morale, anche egli molto bravo, i quali di fronte al commento della sentenza hanno parlato, uno per un'ora, l'altro per 3/4 d'ora, della lotta contro l'accanimento terapeutico e non hanno parlato della sentenza, non hanno parlato dell'abbandono terapeutico. E poi sono intervenuto io, modestissimamente, e ho detto alcune cose di verità, a mio parere, su questa tematica, e alla fine tutti i medici cattolici e i giuristi cattolici di quella città sono venuti intorno a me e mi hanno detto: finalmente lei ha detto delle cose, non che gli altri avessero detto cose sbagliate, però non erano sul tema. Il problema non è quello dell'accanimento terapeutico, il problema è quello dell'abbandono o addirittura dell'intervento contro vitam da parte del medico. Allora, il professor Gambino vi ha mostrato bene i salti di qualità che sono avvenuti. Ora, questi salti di qualità sono avvenuti non a caso in Italia, che è una terra molto importante nel profilo del contrasto tra quella che Giovanni Paolo II chiamava in Evangelium Vitae la cultura della morte e la cultura della vita. Evangelium Vitae poneva bene in evidenza questo contrasto. E quindi in Italia il profilo, o meglio l'impatto culturale di questa sentenza è sicuramente enorme, sarà sicuramente enorme. Gambino lo ha già mostrato nelle linee generali e anche più in particolare attraverso la modifica degli atteggiamenti dei medici e delle persone, dei pazienti, dei cittadini che verranno per essere ricoverati. Però questo profilo ha anche questo impatto, l'impatto della sentenza sarà veramente gravissimo sotto molti aspetti, anche per la importanza che riveste l'Italia. L'Italia è terra privilegiata perché in essa, in Roma, siede il Sommo Pontefice. Allora, perché è così importante questa sentenza per coloro che sostengono l'eutanasia, è così importante anche per coloro che si oppongono? Per varie ragioni. Nel 1997 la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò che non era contrario alla Costituzione americana, il divieto dell'aiuto al suicidio. Una sentenza molto importante perché negli Stati Uniti era stato preparato da molti decenni, preparata la via per introdurre nell'ordinamento l'eutanasia. Poi, a metà degli anni 60, le associazioni eutanasiche espressamente, io lo documento nel libro che ho pubblicato qualche mese fa, espressamente dichiararono: dobbiamo passare a rappresentare non più l'eutanasia come
passo necessario da compiere, ma il suicidio assistito, perché dobbiamo evidenziare, esaltare il momento della volontà del soggetto. Questo non perché crediamo che l'eutanasia non debba essere introdotta, ma perché riteniamo che questo passaggio sia fondamentale per introdurre poi l'eutanasia, e di fatto la sia introdotta, lo diceva bene Gambino poc'anzi. Ora, quella Corte Suprema venne investita da memorie da parte degli amici Curie. Negli Stati Uniti d'America ci sono l'amicus Curie che presenta dei documenti, delle memorie a favore o contro una determinata posizione. Quella sentenza fu preceduta da un documento degli amici Curie di 6 filosofi importantissimi. Pensiamo soltanto che il principale di questi autori era il Ronald Dworkin, un filosofo del diritto di massimo livello mondiale, e l'altro era John Rawls. Quindi eravamo esponenti del massimo livello della filosofia del diritto, della filosofia della politica, della filosofia dell'antropologia umana, che presentarono una lettera a sostegno. E sostegno tutta quanta basata sul principio dell'autonomia del soggetto, che con conseguenze tutt'altro che trascurabili, di cui dobbiamo anche interessarci. Nel volume Life's Dominion, il dominio della vita, Ronald Dworkin dice questo, introduce il concetto che purtroppo è diventato comune nelle corti italiane e anche nelle corti di tutto il mondo, quello del best interest, cioè ciò che conta per decidere della vita o della morte è il best interest del paziente, non è neanche la sua volontà, perché Dworkin sa benissimo, come diceva bene Gambino, che la volontà del paziente negli ultimi periodi della sua malattia è qualcosa di non perfettamente rappresentabile, non perfettamente coglibile. E dice Dworkin, è il best interest conta. Per esempio, dice, e lo scriveva nel 1994 nel suo libro Life's Dominion, diceva, ma per esempio, vedete, ci sono negli Stati Uniti oggi 4 milioni, così dicono le statistiche, di malati di Alzheimer. Beh, insomma, qual è il best interest di questi malati di Alzheimer? Beh, il malato di Alzheimer che sta tranquillo, che è ben sedato, che ha ancora una vita normale, diciamo di così, di alimentazione, di sonno, di veglia, mai accetterebbe di essere ucciso, mai chiederebbe di essere ucciso. Cioè, se fossi io in quelle condizioni di vita di Alzheimer, io stesso desidererei continuare a godere dei miei interessi elementari, che sono poi quelli dell'alimentazione, della cura, dell'assistenza, dell'essere curati, eccetera. Però sbaglierei, non dovete tener conto di questo interest, che è un interest di carattere materiale, ultimativo, e dovete tenere conto del mio best interest, che è quello che io ho espresso criticamente anni prima, che non avrei mai voluto vivere in quelle condizioni. Questo è il vero interesse critico. E allora voi dovete tener conto dell'interesse, quello che è stato fatto nel caso Englaro, per la verità, cioè il best interest critico. E chi giudica del best interest critico? Beh, insomma, ci possono essere le dichiarazioni anticipate di trattamento, che tu hai scritto 10 anni prima, 7 anni prima, quando stavi bene. Cioè io non vorrei, ma chi vorrebbe scrivere? Io sarei contento di vivere male, con dolore, negli ultimi mesi, negli ultimi anni della mia vita. Nessuno lo scrive, è evidente, quando sta in condizioni di normalità. Oppure dice, giustamente per modo di dire, il nostro Dworkin, oppure se non ci sono le dichiarazioni anticipate di trattamento lo decideranno i vicini, coloro che ti sono prossimi, ma nell'incertezza lo deciderà il giudice, e il giudice deciderà qual è il best interest. E voi pensate al tema così delicato della differenza tra l'interesse critico e l'interesse elementare. Ci sono miliardi di persone al mondo, ma nel nostro mondo occidentale siamo tante centinaia di milioni, e moltissimi vivono tutta la loro vita in qualche modo bene anche, però dedicati agli interessi elementari, quelli che Dworkin chiama elementari. E l'interesse critico è soltanto del filosofo, di colui che riflette sulla dignità della vita, eccetera. E allora pensate a quello che sarà il best interest dei milioni di persone che
non hanno mai riflettuto a questa differenza tra un interesse per così dire critico e un interesse invece di carattere elementare. E questi saranno giudicati come meritevoli di morte da parte di una commissione medica o comunque da un istituto, un comitato etico. Oggi è molto sinistro il richiamo che fa il comunicato della Corte Costituzionale sul comitato etico che deve intervenire, il comitato etico che deciderà se il loro best interest è essere uccisi immediatamente attraverso l'iniezione di un farmaco di carattere letale. Però nel 97 questa battaglia, che negli Stati Uniti si conduce a partire dal 1916, 17, 18, ripeto, è una storia antica. Questa storia venne un po' bloccata da che cosa? Dalla consapevolezza che quello che gli eutanasisti americani, che erano maggioranza secondo le solite statistiche negli anni 30, dovettero scoprire che nella Germania nazista dal 1939 al 1941 ben 200.000 pazienti, bambini, malati, invalidi eccetera vennero uccisi, e quindi dovettero un poco recedere rispetto ai piani che avevano organizzati e pensarono a delle modalità nuove per introdurre. L'una modalità, l'ho ricordata prima, e Dworkin l'aveva detta, è quella di esaltare l'autonomia del paziente. L'altra modalità è quella di introdurre le famose dichiarazioni anticipate di trattamento, anzi, secondo la nostra legge del 2017, le disposizioni anticipate di trattamento. Dove nascono? Ve lo siete mai chiesti le disposizioni anticipate di trattamento? Nascono da parte dell'Associazione Eutanasica Americana, la quale, di fronte alla difficoltà di ottenere legislativamente l'eutanasia, disse no, dobbiamo passare attraverso la richiesta anticipata della rinuncia alle cure, del rifiuto delle cure. E questa è stata la via, ripeto, attraverso cui si è pervenuti alla condizione attuale. Difatti furono diffusi nel 1971, 72, 73 varie milioni di modelli perché i cittadini accettassero questo sistema e cominciassero a fare la loro dichiarazione anticipata di trattamento, attraverso peraltro una forzatura che è stata ben individuata in precedenza dal professore, dal medico che è intervenuto, dal presidente dei medici, anche da Gambino, una forzatura enorme, cioè c'è l'eutanasia passiva e l'eutanasia attiva. Non è vero niente, l'eutanasia passiva non esiste, l'eutanasia passiva è la rinuncia alle cure, io rinuncio alle cure. Ed è perfettamente legittimo, talora non è legittimo, molte volte quando le cure sono incerte, problematiche, futili addirittura, rinuncia alle cure è ben che venga, il medico è ben soddisfatto, anzi lui stesso non dovrebbe intervenire, non dovrebbe proseguire se le cure sono futili. Altre volte possono essere discutibili, una persona anziana, una figlia anziana, qualche tempo fa mi domandò, mia madre è malata ormai, anche lei non era un Alzheimer, però era una forma molto, era una persona di 90 anni, 86 anni, e c'è una cancrena alla gamba. Il medico mi ha domandato, dice, ma allora tagliamo la gamba e quanti mesi di vita gli diamo? Ancora 6 mesi di vita problematicamente. Se non la taglia la cancrena si sviluppa rapidamente, 15 giorni, un mese, e cosa devo fare? Non faccia tagliare la gamba. E quindi perché? Perché la signora evidentemente avrebbe sofferto immensamente ritrovandosi al risveglio dopo le anestesie senza una gamba, senza la possibilità ancora di quel piccolo movimento che aveva. Questo sono discorsi fondamentali, quindi il diritto a rinunciare alle cure, a chiederne di tipo diverso. Io 3 sessioni di chemioterapia non ce la faccio più, ma forse no, per favore non fatemela più. Queste sono cose perfettamente giuste, ma attraverso l'equiparazione di questa rinuncia alle cure e l'eutanasia vera e propria si è pervenuti a raggiungere quei risultati che Gambino ben ricordava nella legge del 2017, cioè rinuncia alle cure è diventato anche rinuncia all'idratazione, rifiuto dell'idratazione, rifiuto dell'alimentazione, rifiuto dell'accudimento, che sono forme in qualche modo doverose perché sostengono la vita delle persone in qualunque momento, in qualsiasi. E quindi vedete quali passaggi sono stati fatti. Comunque ritorno, sentenza del 97. Gli Stati Uniti, in quel momento, la Corte degli Stati Uniti era una Corte in cui prevalevano i liberal. Voi sapete che la Corte degli Stati Uniti è molto, è decisiva nella vita degli Stati Uniti,
ed è divisa tra magistrati liberal e magistrati conservatori. E in quel momento storico i liberal erano 5, i conservatori erano 4. Sembrava il momento per ottenere il successo e invece all'unanimità tutti dichiararono che le norme che vietavano il suicidio assistito non erano contrarie alla legge costituzionale americana. Quali sono stati gli argomenti principali di questa sentenza della Corte? Beh, un argomento è quello della evanescenza del consenso della persona gravemente ammalata. È qualcosa di evanescente, è qualcosa che non si può individuare con certezza, né può essere sostituito da un consenso formulato quando si è sani, anni prima o mesi prima, in una condizione diversa, perché il consenso deve avere un oggetto preciso e non è vero consenso la dichiarazione in relazione a ciò che non sai, ciò che avverrà e quali sarebbero le conseguenze del tuo gesto. E quindi non è un vero consenso, è una dichiarazione di intenti, un desiderio. Possiamo parlare di desiderio, ma voi sapete, qui abbiamo anche dei sacerdoti che sanno la differenza tra il desiderio e la volontà. Sono due cose molto diverse. Può essere un desiderio, la volontà è una cosa profondamente diversa. Quindi il primo argomento è l'evanescenza del consenso. Il secondo argomento è quello usato dalla Corte Suprema della frattura del rapporto fiduciario tra il medico e il paziente. Questo lo disse molto bene il Presidente della Corte, che era Rehnquist, era un conservatore il Presidente, però ha fatto una bella sentenza, però la decisione fu unanime da parte dei 9 giudici per la verità. E dunque cosa dice? La rottura del rapporto di fiducia, e certo. Notate, Gambino l'ha già accennato molto bene, ma possiamo dire qualcosina di più, forse. Beh, voi pensate un poco, se un paziente sa che il medico può ucciderlo o può curarlo, quale fiducia può nutrire e deve nutrire nei confronti del medico? E accanto a lui c'è uno che pratica, vicino a lui, che lo dovrebbe curare, assistere, usiamo questo termine, c'è uno che invece sta uccidendo il paziente nel letto accanto, il quale il giorno prima ha chiesto il suicidio assistito, chiamiamolo così, cioè l'iniezione del farmaco letale, e lo vede trasportare fuori dalla camera. E che cosa è successo al mio compagno di camera? Ha chiesto un suicidio assistito. Lei non lo chiede? Anche lei sta soffrendo, è nelle stesse condizioni, anche lei sta un po' peggio. E poi c'è tutto il corteggio, oltre che dei medici, del personale infermieristico, dei familiari, eccetera, eccetera. Ma se diventa possibile questa scelta, anzi una scelta normativamente obbligatoria, allora cosa pensate voi che attraverso un mutamento culturale che sta già avvenendo e che avverrà sicuramente attraverso questa legge, cosa voi pensate che pensi la persona gravemente ammalata, che sta soffrendo, che fa soffrire i familiari? Beh, se io mi decido di eliminarmi faccio un grande dono ai miei familiari, perché li risparmio delle loro sofferenze e anzi sarà colpevolizzato colui che dice no, voglio ancora vivere, sarà colpevolizzato, sarà in colpa perché? Perché non ha aiutato, non ha sostenuto i problemi affettivi, finanziari, economici della sua famiglia. Allora questo è il secondo aspetto, la rottura del rapporto medico-paziente e la rottura del rapporto interpersonale tra il paziente e i suoi vicini. Terzo aspetto che diceva questa sentenza, dice sì, ci sarà qualcheduno ben cosciente, capace di esprimere dei consensi, ma la grandissima parte delle persone in queste condizioni non è in grado di proporre dei consensi e soprattutto le persone vulnerabili, le persone gravemente ammalate non saranno in grado di dare dei consensi o dei dissensi e saranno in balia di coloro che decideranno per loro. E quindi questa autonomia, questo richiamo all'autonomia di cui tanto parla la Corte Costituzionale nella precedente ordinanza, ma ne parlerà ancora nella sentenza, è tutt'altro che veritiera, è qualcosa di profondamente ideologico, sovrapposto alla realtà delle cose. Continuo, nel 2002 la Corte Europea dei diritti dell'uomo, quella di Strasburgo, che è sempre richiamata come la Corte dei diritti, eccetera, eccetera, non sto qui a soffermarmi sulla retorica spesso sinistra
a proposito di questa teorica dei diritti che viene svolta nella contemporaneità, la Corte europea dovette decidere un caso come questo, un caso della signora Britti, il cui marito voleva avere l'autorizzazione del giudice inglese per essere uccisa. E il marito andò dalle varie autorità giudiziarie e dice no, secondo la legge non possiamo darle questa autorizzazione. Questo chiedeva l'autorizzazione preventiva, Cappato vuole l'autorizzazione successiva attraverso l'autodenuncia, ma i casi sono molto simili. Andò dal giudice, no, non possiamo dargli, sollevò la questione della violazione del diritto fondamentale alla vita, articolo 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dice no, è violato il diritto alla vita della signora Britti, e ricomprendendo nel diritto alla vita il diritto alla morte, attraverso una concezione giuridica su cui non vi posso soffermare in questa sede perché richiederebbe un po' di tempo. Il diritto alla vita, gli rispose la Corte Europea dei diritti dell'uomo, non equivale, non comprende in se stesso il diritto alla morte, e quindi bocciò questa richiesta e disse che non era affatto contrario alla Costituzione la previsione di norme che vietano l'aiuto al suicidio. Poi negli anni successivi ancora ci furono vari interventi davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e in nessun caso, nonostante le pressioni, nonostante il clamore mediatico e nonostante le cattive interpretazioni di molti giuristi, soprattutto italiani e non solo italiani, che ha cercato di dire che la Corte Europea aveva mutato di opinione, non è affatto vero, perché nell'ultima di queste sentenze, se non sbaglio nel 2014, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto beh, insomma, il problema è troppo complicato, è troppo grave. Poi ci sono dei pensieri da parte di molti Stati diversi. Ci sono nel Consiglio d'Europa, questa non è l'Europa, diciamo, del Consiglio d'Europa, è del Consiglio d'Europa, non è l'Europa, la UE per la verità. E ci sono, se non sbaglio, 49 Stati, in 45 Stati l'aiuto al suicidio è vietato e noi non ci sentiamo di sovrapporci alle leggi degli Stati. E quindi ciascuna legislazione deciderà per ciascuno Stato secondo la volontà dei. Ancora due esempi molto significativi. Dopo il caso Britti, nel 2009, 2010, 2011, fu presentata una proposta di legge, anche lì la Corte Suprema inglese, britannica, disse no, è un problema, noi giudici non possiamo intrometterci in una decisione che spetta al Parlamento. Il Parlamento rappresenta la città, rappresenta la comunità intera. E quindi non possiamo intrometterci. Fu presentata una proposta di legge che voleva dare legalità al suicidio assistito e fu bocciata a grande maggioranza. Questo avveniva pochi anni fa. La data esatta in questo momento mi sfugge, non vorrei fare confusione, mi pare che sia la bocciatura della legge intervenuta nel 2014 o 2015. In Germania, cosa è capitato? In Germania la legislazione tedesca è molto complessa da questo punto di vista, perché non c'è una previsione espressa, non c'era una previsione espressa che vietasse l'aiuto al suicidio. Il problema veniva risolto, e Gambino ha detto delle cose molto, molto vere, molto intelligenti al proposito, veniva risolto caso per caso, cioè o il tuo aiuto è aiuto da autore e allora rispondi di omicidio del consenziente, oppure non è un aiuto d'autore e allora non rispondi. E spetta al giudice valutare quello che diceva bene Gambino, cioè se tu porti in macchina uno che vuole già, beh, non è un contributo d'autore, ma se tu metti su l'ambaradan che ha messo su in Svizzera per uccidere il signor Fabo Antoniani, sei un autore. Dipende. Quindi in Germania non c'era una legge perché il concetto fondamentale era quello di autoria. Risponde di eutanasia, cioè di omicidio del consenziente, l'autore. E l'autore non è solo quello che fa l'iniezione, ma anche quello che tiene comportamenti decisivi affinché si realizzi questo evento. E quindi non c'era una legge espressa. I giuristi tedeschi, penalisti, hanno interpretato questa normativa in senso molto largheggiante, per la verità, perché hanno aggredito molto le sentenze di condanna per autoria nei confronti dei terzi. Sta di fatto che tutto un mondo, diciamo così, dell'interpretazione
non sosteneva la non punibilità quasi sempre, ma comunque il concetto era quello che diceva bene Gambino: se sei autore vero e proprio sì, altrimenti no, perché in sostanza il tuo contributo è stato meramente accidentale, meramente periferico rispetto al disvalore centrale dell'atto che viene compiuto. E nel 2015 in Germania è stata approvata una norma che punisce che cosa? L'aiuto al suicidio organizzato imprenditorialmente. Cioè in Germania si sta verificando quello che si sta verificando in Italia, anzi con un po' di anticipo, cioè la consegna dietro corrispettivi di determinate persone alla Dignitas, Exit, a queste associazioni, le quali svolgono questo compito di portare in Svizzera, dove anche lì il suicidio assistito è punito, ma non è punito se ricorrono certe condizioni, un po' come vorrebbe la Corte Costituzionale. Per la verità la normativa svizzera è così come la vorrebbe la Corte Costituzionale. E allora ha punito questo perché dice no, questi comportamenti sono profondamente contrari al diritto alla vita e quindi violano il principio costituzionale che in Germania è stato proclamato nella Costituzione del 1950, 49, con particolare forza. Quindi vedete che in Francia, ulteriormente, nel 2016 è stato approvato un articolo nella legge sanitaria nazionale che dice che nessuno potrà uccidere volontariamente e deliberatamente una persona, anche a sua richiesta. Questo nella legge francese, recentissima del 2016. Ecco perché la sentenza italiana è particolarmente grave, perché è una sentenza che innova costituzionalmente, addirittura sul piano costituzionale, la situazione internazionale. E quindi è una sentenza di portata estremamente importante. Ora, cosa fare e che cosa dire sulla sentenza? E ripeto, io non voglio pronunciarmi sulla sentenza nel modo completo perché non ho letto la motivazione. È vero che però dalla lettura dell'ordinanza del 2018 e col combinato disposto, come diciamo noi giuristi, con una formula un po' stupida, combinato dell'articolo del comunicato, si può ricavare quello che pensa la Corte, ma ci sono molti problemi aperti, per cui la legge sarà indispensabile. Quindi la battaglia, diciamo, per la vita non è finita, è cominciata, da un certo punto di vista, è cominciata. Dobbiamo cominciare. Cosa dice la Corte Costituzionale? Qualcheduno, appunto, qualche autore di quelli che dicono che io sono integralista, e vabbè, non so cosa voglia dire, ma però capisco il senso dispregiativo in questa frase e capisco solo quello. Allora, cosa dice? Dice no, noi abbiamo messo i paletti, no? I famosi paletti dei giuristi. Ora, io vorrei ricordare due cose a proposito dei giuristi e dei medici. Beh, i giuristi sono diventati totipotenti, perché attraverso le leggi e le pronunce giurisprudenziali credono di fare nero-bianco, bianco-nero. E ormai sono totipotenti. Metti i paletti, puoi fare qualunque cosa. La puoi fare se rispetti, ma questo non ha senso. Ci sono dei principi che si rispettano o non si rispettano. E questa totipotenza dei giuristi si contrappone in maniera particolarmente scandalosa invece alla serietà dei medici. Mi permetto di dire questo, perché sono stati i medici che hanno fatto quell'intervento famoso del mese di maggio del 2019, pochi mesi fa, con cui ha detto: noi abbiamo per nostro faro il principio dell'articolo 17 del codice deontologico, che dice che non darai mai un farmaco letale. Menziono qualche aspetto, diciamo così, del giuramento ippocratico, ma il concetto è sicuramente quello: noi non daremo mai, il nostro codice non darai mai il farmaco letale, anche a chi te lo chiede. E questa è stata una pronuncia molto coraggiosa. I medici hanno discusso molto, so di discussioni particolarmente approfondite nell'ambito medico, però la Federazione Nazionale, sulla base del parere della consulta medica dell'istituzione, ha detto no. Ecco, allora forse una spiegazione di un aspetto della sentenza della Corte Costituzionale sta in questa previsione dei medici, nel senso che
Beh, di fronte all'obbligo di uccidere, sanzionato per legge, addirittura per Costituzione, perché, come diceva bene Gambino, queste sentenze poi, secondo il nostro criterio della gerarchia delle fonti, assumono il ruolo di fonti primarie, superiori alle stesse fonti legislative, eccetera, eccetera, c'è un obbligo. E allora delle due l'una, o riconosce espressamente l'obiezione di coscienza, ma nell'ordinanza questo non veniva riconosciuto, se non veniva evocata come possibilità, e nel comunicato non si parla più di obiezione di coscienza. Perché non si parla più di obiezione di coscienza? Perché il problema è stato risolto trasferendo l'obbligo al pubblico ufficiale, cioè al funzionario pubblico, cioè al medico legale, che verrà incaricato da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi passa la sentenza, non è una sentenza bella, per la verità, se noi esaminiamo in tutti i suoi punti è una sentenza molto negativa, perché il problema dei medici, che è fondamentale, perché sono quelli che poi devono avere a che fare, hanno a che fare tutti i giorni con la sofferenza, con la malattia, con la morte, eccetera, e i medici hanno detto no. E allora bypassi, benissimo, sarà il medico legale, pubblico ufficiale, che dovrà fare il gesto obbligatorio. E quindi la sentenza è stata abbastanza problematica. Così come, vedete, la sentenza, e dirò soltanto qualcosa su quello che è possibile adesso conoscere. Dice nell'articolo: ci sono alcune condizioni sostanziali per poter erigere quest'obbligo a carico del Servizio Sanitario Nazionale e alcune condizioni procedurali. Quindi vedete, io lo ricordo con una certa sofferenza, con un certo dispiacere, che il progetto di legge scritto da Carl Binding e Alfred Osch nel 1920, e diceva, insomma, dobbiamo introdurre l'eutanasia. I medici saranno contrari, ma si renderanno conto, attraverso l'opera dei giuristi, che rispettando tutta una serie di paletti, non li chiamava paletti, li chiamava in un altro modo, di presupposti, si renderanno conto che la loro azione sarà conforme all'orientamento sano del popolo. Questo dicevano Carl Binding e Alfred Osch, il famoso libretto, le vite che non meritano, che non hanno il valore di essere vissute, volume da tutti menzionato perché tutti ricordano che sta all'origine del sterminio nazionalsocialista del 39-41, del 39-45. La verità. Dico 41 perché l'operazione fu interrotta un poco nel 41 da Hitler, perché il cardinale von Galen fece un discorso di carattere pubblico, un'omelia pubblica, in cui disse che in realtà queste sparizioni continue dagli ospedali, dagli orfanotrofi, eccetera, non erano abbandoni, allontanamenti, erano veri e propri omicidi. E quindi questo fatto provocò una grande tensione nel gruppo ristretto della cerchia nazionalsocialista, perché evidentemente la Germania in guerra, il venir meno non dell'appoggio ma del sostegno alla nazione da parte del clero cattolico avrebbe allora provocato grossi problemi, soprattutto nella sopravvivenza delle città, oltre che al fronte con i soldati. Ma diciamo condizioni procedurali. Quindi anche loro dicevano: bisogna mettere i paletti procedurali, per carità, tutto deve essere deciso a livello di legge. Il medico non lo vuol fare, sì, però la legge dice che fai bene a farlo. Così dicevano proprio questi autori. Il primo autore, prima di Winding, il primo autore sullo Zeitschrift, fu la rivista per il diritto penale, per la scienza del diritto penale del 1916 di un giurista di Berlino, Elster, che diceva: apposta, medici voi non lo volete fare, vabbè, però la legge vi insegnerà che voi dovete farlo e metterà delle condizioni rigorose per cui non farà nulla di male, perché le condizioni rigorose vi faranno rispettare la vita buona, quella che merita di essere vissuta, e non quella che ormai è un guscio vuoto. Così diceva Elster, e poi la ripeterà Osch nel 1920. Allora, le condizioni procedurali, cioè come si può arrivare? Qui dovremmo vedere meglio, ma lo ha già detto in qualche misura, che le condizioni procedurali sono varie. Prima il consenso informato, ai sensi della legge, ma il consenso informato ai sensi della legge, quindi anche il consenso informato rilasciato antecedentemente, quindi senza il consenso informato attuale.
Questo è un punto fondamentale. Io ho letto tutti i report sull'eutanasia della Commissione nazionale dell'Olanda, la quale dice ma in fin dei conti si pone questo problema, molti medici hanno posto questo problema, se ci sono dichiarazioni anticipate di una persona che dice di voler morire in queste condizioni, e le condizioni ricorrono nel momento in cui viene praticata l'iniezione, però nel momento in cui viene praticata l'iniezione questa persona magari malata di Alzheimer trascina, porta via il braccio, dice no, e lo facciamo o non lo facciamo? La Commissione dice sì, si deve fare, perché va rispettata la volontà, è già Dworkin che diceva questo, per la verità, va rispettata la decisione anticipata della persona criticamente. Quindi questo tema del consenso, e quale sia il momento del consenso, è quello, diceva bene il professor Gambino, è quello del modulo. Ci sarà una lineetta finale, che accetto in queste condizioni anche la terminazione anticipata della vita. Quindi cosa si fa? Secondo, le cure palliative. Terzo, la sedazione profonda, continua. Quindi sembrerebbe, da questo che si legge nel comunicato, ma non sarà sicuramente così, che prima di accedere a quel servizio sanitario nazionale bisogna passare attraverso le cure palliative. Ma se le cure palliative non ci sono in quell'ospedale? Oppure se il paziente non le vuole, le cure palliative. In Olanda questa stessa commissione ha deciso questo particolare, su questo punto. Dice le cure palliative non sono una condizione per poter procedere all'eutanasia. Non sono. Qui sembrerebbe di sì nella sentenza nostra. Se le cure non ci sono e il paziente non le vuole fare, anche qui le cure palliative il paziente può rifiutarle. E allora questa condizione mi sembra più fatta ad evocandum, un bonum che non è facilmente individuabile. La terza situazione è sedazione profonda continua, ma se è proprio la legge del 2017 che aveva previsto la sedazione profonda continua, e questa sedazione profonda continua non va bene perché tutto il discorso inizia dal rifiuto di Fabo di praticare la sedazione profonda, palliativa, la sedazione profonda, che porta alla morte in condizioni non più di sofferenza neanche, perché il Gambino ha parlato di sofferenze quando viene tolto l'alimentazione, viene tolta soprattutto l'idratazione, ma però la sedazione profonda porta in uno stato di incoscienza continuativa, e questo già la legge del 2017 lo prevede. E allora che significato ha inserirla nella nuova norma che la Corte Costituzionale avrebbe individuato? E poi le condizioni sostanziali. Allora, prima condizione sono 4, ricordate già prima. La prima, il paziente è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Allora, occorre intendersi quali sono i trattamenti di sostegno vitale. Ora, la macchina, il respiratore automatico, questo è chiaro. Ma per esempio, anche secondo la legge del 2017, anche il sondino nasogastrico. Anche quello è uno strumento di sostegno vitale. E quindi quale sarà il destino dei numerosissimi, centinaia, forse migliaia, di persone che si trovano in stato vegetativo persistente? Quale sarà il destino? Perché quelli sono la legge del 2017, che io avevo già criticato come essa preparatoria all'eutanasia, già avevo previsto, ma scusa, non sono preveggente, ma sono anch'io razionale dal punto di vista della logica giuridica. E aveva detto l'alimentazione e l'idratazione attraverso il sostegno medico sono attività medica, e quindi sono attività a cui si può rinunciare, e quindi attività a cui quindi mi pare che anche il trattamento, l'alimentazione per via nasogastrica o l'idratazione sono trattamenti di sostegno vitale. Ma pensate quante altre situazioni ci sono. Pensate per esempio a una persona che è costretto a fare la dialisi una volta o due alla settimana, e questo è mantenuto in vita grazie a un trattamento di sostegno vitale, sicuramente. Quindi l'estensione della categoria è massima, ma poi pensate i casi giudiziari, i giudici che svilupperanno questo concetto, e lo svilupperanno nella maniera normalmente più atta ad allargare le maglie di questo famoso paletto di cui parla qualche giurista anche autorevole.
Secondo, affetto da una patologia irreversibile. Qui non è detto grave, gravissima, ma irreversibile. Ma quante sono le patologie irreversibili? Pensate a tutte le situazioni oncologiche, che spesso, quasi sempre, sono irreversibili, no, presi del primo stadio, no? Ma sono frequentissimamente irreversibili, ma possono protrarsi per qualche anno, anche con condizioni di vita accettabili. Quindi irreversibile delimita abbastanza il concetto di paletto. Terza condizione, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che gli ritenga insopportabili, intollerabili, dice meglio la norma. Attenzione, due cose, prima fisiche, poi o fisiche o psichiche, e poi che ritenga insopportabile. Non c'è un giudizio sulla sofferenza. Nella legge olandese c'era, ma poi è stato praticamente superato dalla prassi, un limite in relazione alle sofferenze fisiche, e no, qui no, anche psicologiche, che gli ritenga intollerabili. Anche qui la platea degli interessati diventa sterminata, e poi sia capace questo soggetto di prendere posizioni libere e consapevoli. Ora, anche qui, in tutta la tematica che è stata sviluppata già a partire dal 1997 nella sentenza americana della Corte Suprema, ci fa rendere conto che queste condizioni di consapevolezza e libertà sono raramente presenti. Ma come si combina questa libertà e consapevolezza con le dichiarazioni anticipate di trattamento? Con un consenso prestato in anticipo? Non so come si presterà. Indubbiamente lo spazio è enorme, lasciato alla legge oppure alle sentenze dei giudici. E concludo, sperando di non aver abusato del vostro tempo, concludo, nell'incontro che ricordavano i presidenti e anche Gambino, e poi anche il Presidente che ha moderato la giornata, si ricordava che il giorno 11 settembre ci fu a Roma un grande convegno in cui furono presenti 72 sigle dei movimenti cattolici di tutti i tipi, e a questo convegno prese parte il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bassetti. Ora, il Cardinale Bassetti disse che non era accettabile che la Corte Costituzionale pronunciasse, accettabile moralmente, eticamente e giuridicamente. Non era, anche se lui sul piano giuridico non si pronunciò espressamente, ma si pronunciò sul piano etico, ma il diritto, lo sapete tutti, è una parte dell'etica, e non è che diritto e etica sono diversi, lo dicono i liberali, ma adesso cominciamo a distaccarci dalle teoriche dei liberali. Noi siamo quantomeno non liberali, cioè siamo solidaristi, siamo cattolici, non siamo liberali. Abbiamo visto gli effetti del liberalismo in tutti i campi, in tutto il mondo in questi ultimi decenni. Non dobbiamo, allora lo dicono i liberali, ma il diritto è una parte dell'etica, è la parte che attiene ai rapporti interrelazionali, è una parte, non è la stessa cosa, ma è una parte. Va bene, diceva il Cardinale Bassetti che sarebbe inaccettabile, diceva, si rivolgeva alla Corte Costituzionale con un intervento molto autorevole dicendo interrompa, rinvii la sua decisione in attesa che il Parlamento si pronunci, perché era fondamentale questo, per due ragioni. Il primo, perché, come abbiamo dimostrato in vari scritti, anche del Centro Livatino e anche nel mio libro, c'è un intervento autorevolissimo di un costituzionalista siciliano, professor Ruggeri, che dice che la Corte ha esorbitato dei suoi poteri, e su questo punto occorrerà continuare a insistere, perché non è che ci siano tutti sono sottoposti a legge e al controllo e a giudizio tranne qualcheduno. La Corte Costituzionale anch'essa deve essere in qualche modo soggetta a un controllo, e quindi per un primo motivo ha usurpato i poteri. Il Cardinale Bassetti non lo diceva espressamente, ma il significato del suo intervento era questo. È un problema che riguarda tutti i cittadini, e quindi non è un problema che può essere deciso da giudici in relazione a un caso concreto, cioè a questo caso famoso, di questo provocato ad arte da parte di Cappato, e c'è un caso particolarissimo. E allora come si può generalizzare sulla base di un caso particolare? La Corte Costituzionale decide della conformità alla Costituzione di una legge in relazione a un caso particolare. Quello è il devolutum. Non è la legge è giusta o non è giusta, è
questo caso è risolto da una legge che sia conforme alla Costituzione oppure no? E quindi mi sembra che sia. E diceva, secondo motivo, diceva il cardinale Bassetti, è perché in fin dei conti possa essere compito dell'intera collettività, attraverso i suoi rappresentanti parlamentari, di dare un parere su queste vicende così delicate. Certo, il Parlamento non si ritiene in grado di farlo, certo, e ci sono divisioni, certo, ma sono quelle divisioni che in qualche modo non possono essere risolte con dei compromessi. In qualche modo che ciascuno si assuma la sua responsabilità anche di fronte all'elettorato, anche di fronte alla cittadinanza, anche perché occorre fondamentalmente quel dibattito culturale, quel rinnovamento culturale che alcuni movimenti cattolici stanno compiendo ormai da parecchi anni e che si sono ritrovati anche in questa sede per dibattere con voi il problema. Grazie. Ringraziamo il professor Ronco. È molto difficile chiosare un intervento di questa profondità da parte di un povero moderatore, sia per facondia e fecondità dell'intervento. Io lancerei soltanto alcuni spunti che mi hanno particolarmente colpito perché si sentono poco. La evanescenza del consenso del paziente. A un certo punto il professore ha sottolineato questo, che poi va a richiamare quello che nel titolo del nostro convegno abbiamo messo, la vera libertà. C'è vera libertà? Ecco, quale vera libertà ci può essere in un consenso espresso da un soggetto in condizioni assolutamente difficoltose? Ancora il best interest. Il best interest che è stato citato a proposito di alcuni casi della giurisprudenza, soprattutto anglosassone ed inglese, ricordo particolarmente quello di Alfie Evans, quello di Charlie Gard, lo stesso della piccola Tafida, che tra poco arriverà qui da noi a Genova, ma è stato invocato in Gran Bretagna. Il suo migliore interesse, siamo noi che ti diciamo qual è il tuo migliore interesse, né tu né i tuoi genitori potete saperlo meglio di noi. Sì? Posso dire una cosa a proposito della sentenza dell'Alta Corte della piccola Tafida? In 2 punti l'Alta Corte fa riferimento alla legge musulmana, cioè dice che sia Tafida che i suoi genitori e che la legge fanno appello alla legge musulmana che non consente l'eutanasia, come se, ecco, scusate, ci tenevo a questo perché è veramente una cosa che mi ha particolarmente stupito, cioè lo dice chiaramente sia al punto 17 che al punto 42. Fanno riferimento al concetto di Tafida, della sua religione, della concezione della sua religione e alle sue conseguenze e al fatto che loro, cioè la famiglia di Tafida, segue le pratiche e le prescrizioni islamiche. Quindi siamo arrivati al punto in cui un giudice fa riferimento alla legge musulmana in quel caso per giustificare. Voglio dire che non lo so, io sono stupefatta, nel senso che... Sì, tant'è vero che qualcheduno ha anche detto allora conviene farsi musulmani piuttosto che restare anglicani, perché gli anglicani che hanno avuto vicende analoghe sono finiti male, piccini, poverini. Qui è meno male che le cose sono andate così, le cose sono diverse. Io però vorrei accelerare i tempi, avrei dato volentieri la parola all'assessore Picciocchi che ha fatto una comparizione qui ma poi è andato via. Siccome il professor Gambino sta per salutarci, andrà via tra un quarto d'ora, spero che... proprio adesso. Iniziamo subito allora, se ci sono delle domande, dando la precedenza alle domande che hanno eventualmente più a oggetto l'intervento del professor Gambino. Direi che potremo procedere per alzata di mano, chi volesse fare una domanda, avremo sicuramente un microfono, a meno che non voglia venire qui a poter... Al professor Gambino una brevissima considerazione. Il mondo europeo occidentale è purtroppo molto longevo, troppo longevo,
e le proiezioni ci dicono che tra il 2020 e il 2050 vi sarà un aumento del 34% della popolazione anziana, cioè di età superiore ai 65 anni. Ora è evidente che sul piano economico tutto questo ha un peso enorme ed è anche facile pensare come questo venga tradotto dai singoli Stati e dall'Unione Europea come una forza un tentativo di pressione per ottenere dei provvedimenti che cerchino in qualche modo di sfoltire questa popolazione che non solo non è produttiva ma è anche di grande peso per la società, per l'economia e che grava sulle fasce di età più giovani, quelle lavorative, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al lavoro che si hanno oggi. In più le fasce di età anziane sono quelle che maggiormente si ammalano di malattie come di tumori, di Alzheimer e quindi hanno un peso enorme. È facile pensare come ci si possa tentare attraverso un lobbismo vero, più o meno aperto, di agire a vari livelli, anche a livello delle corti costituzionali e delle alte corti, e anche su partiti, su formazioni politiche, laddove si ha la sensazione, anche la percezione che sia più facile intervenire, buttare della benzina sul fuoco, tipo i radicali, per dire che si accendono su queste cose, per spingere dei movimenti di opinione che valorizzino sempre di più questa tendenza ed esaldino sempre di più questa tendenza all'autodeterminazione più spinta per ottenere questo tipo di provvedimenti, eutanasia, suicidio assistito per ora, nelle fasi più avanzate nella vita, ma anche in condizioni di persone come gli Alzheimer che sono esclusivamente di peso, ma anche di età più giovanile, persone che semplicemente perché depresse, perché non adeguatamente assistite, perché isolate, decidono semplicemente di voler morire. Una seconda brevissima considerazione è quella relativa alle cure palliative di cui lei auspica un'estensione, un potenziamento. Su questo sono perfettamente d'accordo che sia qualcosa cui si debba agire. Non pensiamo che questa possa essere però da sola la risoluzione, non può esserla se non è unita con questo concetto che deve essere sempre quello prevalente della sacralità della vita, come lei giustamente ha detto, e non quello della vita come da me percepita. È la vita sacra, non il senso del religioso rivelato, il senso generale. La sacralità della vita deve essere qualche principio indiscutibile. Noi sappiamo che i centri per le cure palliative spesso hanno anche loro delle esigenze di liberare dei posti letto e per cui viene praticata, non so se rendo l'idea, una sedazione palliativa profonda anche a persone che in realtà terminali non sono e che potrebbero in ogni caso terminare il loro percorso terreno magari fra 1, 2 o 3 mesi, e perché non concedere a queste persone di rimanere tra di noi ancora 1, 2 o 3 mesi e decidere invece che dobbiamo liberare subito il posto letto? Basta, grazie. Deve prendere l'aereo. Il tema della longevità e dei costi è un tema che entra anche dentro la bioetica, e cioè in effetti è vero, cioè quando si parla di bioetica non è che il tema dei costi è indifferente, ed è legittimo che non sia indifferente, perché non sfugge a nessuno che ci sono anche differenze anche da un punto di vista bioeticistico a secondo le prospettive di recupero di una vita che ha meno prospettive di recupero, e quindi ci sono sempre dei bilanciamenti davanti a un mondo fatto di risorse scarse, ma è un tema molto impegnativo e molto importante, ed è questo il nostro compito di fare in modo che questo dibattito sia trasparente. Se invece si introduce surrettiziamente il tema dell'abbattimento dei costi attraverso delle decisioni come queste, si sta in qualche modo capovolgendo il dibattito pubblico, perché il dibattito pubblico ci può anche stare che a un certo punto davanti all'allocazione delle risorse si decida piuttosto di andare verso gli adolescenti, verso le persone che hanno più prospettive di vita. Non è una cosa che c'è un dogma dietro. Se invece si vuole ammantare nell'ottica dell'autodeterminazione in modo surrettizio questo tema dell'abbattimento dei costi, in qualche modo eliminando dei pezzi di popolazione,
È qui che si annida la disonestà. Lei ha chiamato lobbies. Certo che ci sono lobbies, ci sono elementi di potere, profitti che evidentemente coinvolgono alcune scelte. Per questo anche il professor Ronco lo dice, era il Parlamento che doveva aprire quel dibattito. Noi siamo forse una delle rare volte in Italia dove abbiamo la decisione prima del dibattito parlamentare. Anche i temi che a noi hanno toccato da vicino, la legge sull'aborto, la fecondazione assistita, il divorzio, i temi delle unioni civili, tutti i temi eticamente sensibili, però sono stati preceduti da un dibattito, anche parlamentare, che ha coinvolto. Qui no, perché essendo arrivata una sentenza della Corte che si è sostituita al Parlamento e alla forza della legge, è stata fatta un'operazione davvero cruciale, perché si è impedito di discutere, ormai il principio è diventato come se fosse una legge e ora noi discutiamo quando la decisione già è stata presa. Quindi è un dibattito difficile, perché c'è già un orientamento contro il quale non si potrà andare neanche con una legge dello Stato, e quindi dentro quella legge dello Stato tutti questi temi adesso li dobbiamo far uscire. E mi collego alla sua seconda domanda. Per questo è molto complicato usare terminologie come la sacralità della vita, perché nel momento in cui già c'è una decisione che fa vedere che legislativamente quella vita non è sacra come la intendiamo noi, in senso laico potremmo dire non è un bene indisponibile, ma viene detto dalla Corte che in alcuni casi è un bene disponibile. Qui c'è tutto il talento dei giuristi, dei medici, degli uomini anche di fede, di trovare quelle argomentazioni che invece cercano di limitare quella lettura. Per questo il tema delle cure palliative è centrale, perché è uno di quegli argomenti che invece probabilmente riesce a trovare un maggiore consenso. Un ultimo passaggio. Il rapporto fra i credenti e la società è cruciale, perché in un ambito dove noi abbiamo un comune credo possiamo dirci alcune cose e fino in fondo confermarcele vicendevolmente. Quando poi ci affacciamo in un mondo fortemente laicizzato, dobbiamo avere tutte le capacità per trasporre queste argomentazioni, potremmo dire antropologiche, nelle ricadute sociali, consapevoli credenti che c'è una continuità tra la visione antropologica e la prospettiva sociale, ma il mondo ascolta più la prospettiva sociale, anche perché probabilmente non è il dono della fede e quindi è più difficile scavare rispetto a quella continuità. Questo è un passaggio di responsabilità anche dei cattolici, perché se noi vogliamo raggiungere quell'obiettivo dobbiamo stare molto attenti nel come proporre, perché comunque il Parlamento ragiona in termini di maggioranze e minoranze e quindi tanto più facciamo vedere che c'è un impatto enorme sociale, tanto più raccogliamo dei consensi, tanto più nella tu per tu si potrà arrivare anche ai principi che sono a monte, mentre diventa complicatissimo porli come presupposti quando dall'altra parte si ha un non credente. Questa è una chiave che ci responsabilizza moltissimo su questi temi, quindi grazie davvero della sua domanda. Vi saluto, perdonatemi ma ho un pezzo di famiglia che mi aspetta. Se ci sono altri interventi, altre domande, abbiamo ancora un valentissimo relatore presente. Io volevo ricordare, il professore ha espresso brevissimamente però i contenuti del suo libro interessantissimo e prestigiosissimo che è stato redatto a sua cura, e io la pregherei di farci un cenno su questo libro, le sarei grata. Grazie. Io sono d'accordo con Gambino, non mi voglio mettere in dialettica con lui perché siamo, direi, tra i giuristi più impegnati in questo campo e non c'è nessuna differenza tra noi, però il tema della sacralità della vita è fondamentale, dovrebbe essere sviluppato anche in chiave, diciamo così, laica, usiamo questo termine perché il laico non è. Ho detto sacralità, avrei potuto benissimo dire bene non disponibile. Ecco. Sì, certo, ma però sacralità,
Però c'è un concetto di sacralità che io ho ripreso da un autore americano che scriveva negli anni 60, un autore Shields, che dice il principio di sacralità che non corrisponde a una concezione necessariamente teistica della vita, bensì, e questo è il punto, a una naturale metafisica proto-religiosa, generata dall'esperienza primordiale che la vita è qualcosa di più dei dinamismi biologici che la supportano. Ecco, questo è il concetto vero della sacralità della vita, vero, poi c'è tutta la posizione teistica, che è il dono di Dio, eccetera, ma è una consapevolezza primordiale, è una metafisica primordiale che ci fa comprendere che la vita non ce la siamo data noi e non ce la dobbiamo e possiamo togliere noi. Questo è il concetto fondamentale della sacralità, inteso in senso laico, per così, cioè non specificamente religioso, ma è una proto-metafisica. Ora, abbandonando questa proto-metafisica si abbandonano le coordinate poi per ragionare, per discutere. Questo era in adesione a quello che diceva lei, non in critica a quello che diceva Gambino, perché io, Gambino soprattutto, ed io siamo impegnati in questo tentare di mettere in evidenza gli aspetti sociologici e giuridici delle decisioni in termini di principio. Adesso la dottoressa, l'avvocatessa Oliveri gentilmente mi chiedeva di dire qualcosa su questo libro. Questo libro, che ho scritto io, Il diritto di essere uccisi, verso la morte del diritto, è stato pubblicato a fine giugno di quest'anno. Lo scopo di questo libro era cercare di contrapporsi culturalmente e giuridicamente a un orientamento che tra i giuristi poteva sembrare maggioritario. Ci sono vari interventi, in particolare c'è l'intervento di un costituzionalista che discute la questione dell'intervento della Corte Costituzionale, delle modalità dell'intervento, e poi vari magistrati e professori universitari, e con la presentazione di Alfredo Mantovano per il Centro Studi Rosario Livatino. Io poi ho fatto una piccola monografia che costituisce la seconda parte del libro, in cui ho sviluppato il tema su 3 livelli. Il primo livello è il livello storico, cioè quando nasce la pretesa eutanasica e da parte di chi nasce la pretesa eutanasica. E ho mostrato da questo punto di vista che la nascita non sta tanto nel problema della malattia, della cura e della sofferenza, quanto nell'idea antiteistica, bisogna riconoscere che l'idea è lì, di una serie di grandi filosofi ateisti che hanno caratterizzato la storia, soprattutto tedesca e americana, nel periodo che va dal fine del secolo XIX ai primi 30 anni, 40 anni del secolo XX. Ecco, questo è voluto mostrare perché a questo discorso collego poi ciò che è accaduto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Svezia e in Germania. Cioè in Germania è l'applicazione pratica, ma le premesse erano tutte nell'ideologia nella ideologia biologicistica, usiamo questo termine, che era stata praticata per almeno 40 anni nella scienza. Per esempio, il primo sostenitore importante dell'eutanasia fu un famoso professore di tutte le materie possibili e immaginabili, zoologia, etnologia, eccetera, tedesco, che si chiamava Ernst Haeckel, forse qualcuno di voi certamente lo conosce, il quale pontificò per 40 anni in tutte le maggiori università tedesche e fu diciamo, il momento conclusivo di tutta una storia di un certo pensiero materialistico tedesco che aveva, diciamo, in Nietzsche il suo punto di riferimento filosofico e in questo autore Haeckel il punto di riferimento scientifico, detto tra virgolette. Quindi nasce da certe premesse che sono ben precise, non nasce dal problema del malato, nasce dal problema di uccidere chi non vale e chi è un peso per la società. Questa è la prima parte. La seconda parte del libro invece è dedicata a un tema che i medici credo apprezzano molto, è quello della distinzione tra la rinuncia alla cura, il rifiuto della cura e l'eutanasia o il suicidio assistito. Questo è un tema che cerco di sviluppare un po' a fondo perché su questa confusione è stata per molti versi rafforzata l'opinione pubblica verso la uccisione di queste persone. Dice, ma come? Se tu rinunci, puoi rinunciare alle cure, ma allora perché non anticiparla? E ho mostrato, come ha fatto bene Gambino, che in realtà vi è un vero salto di qualità tra l'una cosa e l'altra cosa.
La terza parte invece è impegnata un po' a mettere in luce gli aspetti positivi, cioè primo, il nostro diritto, uccidere e uccidersi non è un diritto, e questo ho cercato di dimostrarlo dal punto di vista strettamente giuridico, di filosofia del diritto. Il secondo problema è quello della dignità della vita. Che cosa significa realmente dignità della vita? Cioè un concetto oggettivo, la vita vale per quello che essa è, come singolare, come particolare, come specifica vita di ciascuno di noi, quali che siano le sue condizioni. Il terzo aspetto, quello della solidarietà, che è un valore fondamentale della Costituzione, che si dimentica completamente, lo si richiama molte volte nelle sentenze della Corte Costituzionale, ma in questo caso è stato completamente dimenticato. Cioè in realtà il problema di fondo è la solidarietà, uno dei problemi di fondo è la solidarietà verso il debole, verso il malato, verso quello che negli Stati Uniti si è chiamato per 40 anni il soggetto unfit, cioè inidoneo, incapace, ed era incapace ed idoneo il soggetto che non rispondeva ai parametri tipici dell'uomo o della donna, che è capace di tutte le prestazioni possibili, sia sul piano lavorativo, sia sul piano sessuale, sia sul piano della rappresentazione pubblica. Quindi la solidarietà è l'aspetto fondamentale che dovremmo cercare di valorizzare anche positivamente. Il mondo cattolico, e qui mi riferisco ai cattolici in particolare, ha fatto molto e fa molto per la solidarietà. Devo dire che lo fa anche nascostamente, così come senza dare troppo peso al proprio, senza dare espressione esterna a questo grande lavoro. Però la solidarietà è fondamentale e i cattolici la fanno, dovrebbero anche avere la forza di proclamarlo pubblicamente. Cioè che in realtà, pensate al tema anche dell'aborto che è stato richiamato, quanto hanno fatto i centri per l'aiuto alla vita. Certo, poche migliaia di persone sono state salvate, però è un lavoro di testimonianza che merita di essere ricordato. E così negli ospedali, pensate a quello che hanno fatto le nostre suore per tanti decenni negli ospedali anche pubblici, non solo quelli privati. Peraltro sono contento che il rettore, molto contento che il rettore del Cottolengo di Torino, Monsignor Arice, abbia recentemente preso posizione molto ferma contro questa legge e contro questa sentenza, richiamando invece il principio fondamentale che nella sua casa questa pratica non si farà mai. E questo mi sembra un punto di terminazione, diciamo, di un discorso che potremmo fare nostro integralmente. Bene, sono le 18:05 e ci avviciniamo verso quella che ci eravamo prefissi come ora di conclusione. Non che questo sia tassativo, perché se vogliamo rimanere qui, se il professor Ronco è d'accordo anche tutta la sera, io sono ben felice. Quindi inviterei quanti avessero ancora delle domande da fare, grazie, se vuole avvicinarsi ad un microfono magari. Due cose. I familiari non hanno praticamente in questa idea qua, di situazione di lei che ci sarà, non hanno voce in capitolo assolutamente. Come se fosse una persona sola che decide il suo destino senza contare tutto quello che è. E potranno allora rivolgersi solo all'avvocato, fare qualcosa punto primo. Punto secondo, l'obiezione di coscienza. Facendolo, possiamo ipotizzare utile una cosa tipo l'accapato a favore della denuncia, che un medico fa obiezione di coscienza e si rivolge per dire si autodenuncia, oppure non so, una petizione alla Corte dei diritti europei, cose del genere. Allora, comincio dalla seconda questione. La questione dell'obiezione di coscienza è molto seria e vedremo cosa farà il Parlamento al proposito. Però la Corte Costituzionale, che nell'ordinanza aveva detto ci potrà essere uno spazio per l'obiezione di coscienza, nella motivazione che è stata rappresentata con quel comunicato non ne parla più. E come ho cercato di dire io prima, ma forse mi sono spiegato male, probabilmente ha già accolto questa questione, dicendo non lo pratica il medico, lo pratica il Servizio Sanitario Nazionale attraverso un pubblico ufficiale ad hoc, ad acta, come si potrebbe, ad acta, che deve fare queste cose perché si assume il compito di fare queste cose come pubblico ufficiale dello Stato. Questo è il significato profondo, a mio parere, della previsione che si affida il malato al Servizio Sanitario Nazionale, quindi non più al medico.
questo sì, però sarà uno che accetta, evidentemente. Ci saranno dei concorsi in cui sarà messo come titolo, nel bando sarà messo, non potrà rifiutare questo tipo di... Questa è la risposta alla seconda domanda, però dobbiamo vedere la sentenza. Quindi sono affermazioni che io credo, difatti, perché sottoporre la problematica alla questione di coscienza del medico, come avevano sostanzialmente detto i medici in quel famoso documento fondamentale, importantissimo, della primavera del 18, no, del 19, scusate, del 18, qualche mese fa, in questo famoso documento avevano detto noi la norma deontologica dell'articolo 17 prevale sulla legge, laddove la legge ci imponga di compiere quel gesto. Un'affermazione fortissima da un punto di vista etico, ma anche dal punto di vista giuridico, che io condivido pienamente. La legge deontologica è superiore alla legge dello Stato. Questa è una questione, si tratta di esaminare la storia, però sono assolutamente convinto che la legge deontologica è il frutto, il portato di una storia, di una tradizione, di una verità della professione, quindi prevale. E allora di fronte a questa affermazione dei medici, la Corte Costituzionale ha in qualche modo ha cercato di bypassare il problema, però si tratta di vedere il testo. L'altra questione dei familiari, effettivamente i familiari o conviventi, eccetera, sono un po' estromessi da questo tipo di scelte, perché si deve privilegiare che cosa? L'autonomia. Perché sono estromessi? Per due ragioni. Perché se li si coinvolgesse, allora il consenso non sarebbe, l'autodeterminazione non sarebbe assoluta. E quindi evidentemente bisogna tenerli fuori, perché se si sentissero loro non ci sarebbe piena autodeterminazione, quindi sarebbe contraddittorio col principio della legge stessa, che l'autodeterminazione conta, è il primo punto. Inversamente, non si può non considerare che l'eventuale partecipazione dei familiari potrebbe essere favorevole a ciò a cui non è favorevole l'interessato, e quindi potrebbe costituire in qualche modo un incentivo alla stessa eliminazione delle persone per motivi di interesse, perché la Corte Costituzionale aveva ricordato che occorre che i motivi di interesse non vadano a intromettersi nella decisione libera della persona. Quindi i familiari e i conviventi sono completamente fuori, come lei ha ricordato prima. Allora, ci sono altre domande? Il professore, scusa Aldo, scusami. No, ma la mia non era una domanda, più che altro una velocissima integrazione. Per amore di cronaca, non so chi di voi abbia presente il servizio che è stato illustrato alle Iene un paio d'anni fa sul suicidio assistito, su quelli, tra virgolette, che vanno a suicidarsi in Svizzera. Questa signora con malattia terminale, ma ancora perfettamente capace di intendere, volere e autosufficiente nel camminare, nel condurre una vita propria relativamente serena, compatibilmente con la malattia, va in questa struttura privata svizzera dove in assenza totale di testimoni viene accolta non da un medico ma da un infermiere professionale, il quale va nella farmacia svizzera, si procura autonomamente i farmaci che sono necessari per eseguire l'eutanasia, potassio e benzodiazepine somministrate per bocca e non per via parenterale, cioè per via endovenosa. La signora col suo vestito bianco sembra pronta per andare a un cocktail, si sdraia nel letto, incomincia a parlare con questa signora che le rivolge parole gentili e affettuose, le somministra il farmaco per l'eutanasia e le dà anche un cioccolatino per addolcire il momento. La signora chiede all'infermiera professionale quanto ci metterà a fare effetto il farmaco, l'infermiera professionale le dice guarda 10-15 secondi e la signora muore. Non c'è figura del medico, erano presenti soltanto le telecamere delle Iene. Ecco, questa è una delle modalità con cui a 100 km da noi si esegue la prassi, senza medici. Grazie. Abbiamo un'ultima domanda, direi, perché il professore ha il treno fra mezz'ora, quindi dovremo essere rapidi e concisi. Sì. Una domanda un pochino strana, che non so, forse devia parecchio, però siccome parlava del fatto che negli Stati Uniti insomma, il suicidio assistito non è stato accettato, eccetera. Però forse si potrebbe dire che c'è una specie di forma di suicidio assistito, nel senso che
se uno è condannato a morte, allora magari vorrebbe, se è possibile, commutare in ergastolo, lui può preferire di essere giustiziato, mi sembra di capire. Cioè, vabbè, quindi mi chiedevo se questa tematica... Però... Forse non vorrei essere frainteso. Negli Stati Uniti la Corte Costituzionale, la Corte Suprema ha dichiarato che la normativa che vieta il suicidio assistito è conforme alla legge suprema della nazione, quindi non può essere accusato o ritenuto contro la Costituzione. Quindi gli Stati, perché negli Stati Uniti questa materia è regolata dai singoli Stati, gli Stati quindi possono mantenere le norme che vietano il suicidio assistito. In alcuni Stati che sono l'Oregon, la California, eccetera, leggi recenti hanno tolto il divieto, quindi in alcuni Stati. Questo è quello che è accaduto. In California, per esempio, è stato fatto un referendum nel 1998-99 in cui ha prevalso la tesi contraria all'eutanasia. Nel 2004-2005 è stato fatto un altro referendum ed ha prevalso di stretta misura i sostenitori dell'eutanasia. Questo per riguardo gli Stati Uniti. Quindi però il principio costituzionale fondamentale è quello che ha proclamato la Corte Suprema, che non è stato assolutamente modificato. Questa è la prima. L'altra cosa è, c'è il problema della condanna a morte, cioè la morte è un problema diverso. Però si assomiglia, nel senso che uno... No, scusi, volevo dire, sì, prego. Si assomiglia un pochino, nel senso che se uno dice io piuttosto che prendermi l'ergastolo vorrei che mi assisti giustiziandomi, c'è una qualche somiglianza. Ah, ecco, ho capito il suo... no, questo è un aspetto acuto che lei mette in luce, cioè, e se la richiesta di suicidio assistito la fa la persona condannata a una pena detentiva? Questo è un problema reale e difatti in Olanda è in corso una riforma legislativa che vuole ammettere il suicidio assistito e l'eutanasia nei confronti delle persone che dichiarano che la loro vita è completata, non che sono ammalati o che hanno sofferenze, cioè completed life. Il governo ha, e quindi in questo caso una persona condannata a pena detentiva di lunga durata potrebbe dire la mia vita è completata, mettetemi. Voglio essere... Questo è un aspetto che verrà fuori, è uno dei tanti problemi giudiziari. Perché già adesso c'è gente qualcheduno l'ha detto, che rinuncia a fare la domanda di grazia, eccetera. Insomma, sì, qualcheduno però l'ha detto, lei ricorda forse... Negli Stati Uniti c'è gente che è stata giustiziata perché ha voluto essere giustiziata piuttosto che magari essere condannata. Questo problema esiste, però è molto acuta, la considerazione non è strana, è molto acuta perché mette in luce un problema, ma e se i detenuti attualmente al 41 bis chiedono di essere uccisi? C'è un diritto a essere uccisi, se c'è un diritto. È un modo per sottrarsi alla pena e comunque sfoltirebbe il numero dei suicidi in carcere. Noi dobbiamo adesso concludere, anche perché appunto il professore deve andare a prendere il treno, per cui dovrà correre. Vuoi concludere tu? Ringraziamo tutti per la partecipazione, anche numerosa, che dà comunque testimonianza dell'interesse che c'è per questa materia spaventosamente viva. Grazie, speriamo di poter fare ancora iniziative di questo genere su questi temi che interessano tutti. Grazie, buonasera.